Sportivi siciliani, ben trovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in onda puntualmente ogni martedì sera in diretta in prima serata alle 21 su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre per Sicilia e Calabria. E puntualmente raccontiamo il calcio dilettantistico siciliano dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Lo facciamo ormai da 9 anni e siamo contenti di essere stati primi, almeno qui in Sicilia. Anche questa settimana, puntualmente, partiamo con la Serie D. Ventiseiesima giornata di campionato, nona giornata di ritorno, praticamente cambia poco in vetta in quanto sia Palermo che Savoia vincono i loro rispettivi incontri casalinghi. Guardiamo il tabellino di questa giornata. ACR Messina batte Licata 3-2, Roccella batte Castrovillari 2-0, Città di Aciriale FC Messina 0-0, Giuliano batte Biancavilla 3-0, Palmese e Marsala 0-0, San Tommaso Marina di Ragusa 1-1, Troina batte Cittanovese 1-0, Palermo batte Nola 4-0, Savoia batte Corigliano 3-1. In classifica, come ho detto poc'anzi, cambia poco. In testa troviamo sempre il Palermo con 63 punti, Savoia 56, Giuliano 47, FC Messina e Troina 46, Città di Aciriale 43, Licata 41, ACR Messina e Nola 36, Biancavilla 35, Cittanovese 33, Castrovillari 32, Marina di Ragusa 28, Roccella e Corigliano 25, Marsala 24, San Tommaso 21, Palmese 12. Il prossimo turno si giocherà domenica prossima, Festa delle Donne, 8 marzo, sarà la 10ª giornata di ritorno, questo è il tabellino. Biancavilla Savoia, Cittanovese Città di Aciriale, Corigliano Palermo, FC Messina ACR Messina, Licata Giuliano, Marina di Ragusa Castrovillari, Marsala San Tommaso, Nola Palmese, chiuderà Roccella Troina. Ed iniziamo subito con le immagini, partiamo con la vittoria anche un po' inaspettata ma comunque meritata dell'ACR Messina nei confronti del Licata. ACR Messina contro Licata e la squadra giallo-blu si presenta con i colori inversi rispetto a Palermo, tinta principale blu con strisce verticali gialle, il classico invece giallo-rosso del Messina. Passaggio in verticale a cercare Arcidiacono che si destreggia, supera Diaby, attenzione 30 metri, il tiro di prima intenzione, il gol! Gran gol di Arcidiacono dopo 1 minuto e 40, gran tiro dalla distanza, si è buttato in tuffo in grassia ma non c'è arrivato, parte convinto, il tiro deviato in corner, intanto lancio in avanti a cercare Adeyemo che anticipa Vella, rigore per il Licata, la rincorsa di Cannavò, il tiro Antonio, parata di Avella che la blocca molto facilmente, Daniello il cross per Cannavò che la stoppa, Cannavò il tiro e il gol, ha segnato Antonio Cannavò, si è fatto perdonare, non esulta per rispetto alla maglia dell'ACR Messina, un bacio ai propri tifosi del Licata, si duella a centrocampo, non c'è fallo su Buono con Diaby che prova ad allargare per Adeyemo, è ottima la palla di Diaby, Adeyemo il cross di prima, convinto, sbaglia, un calcio di rigore in movimento, siamo a centrocampo, prova a girare bene per Adeyemo, altra grande occasione per il Licata, c'è convinto solo in area, Adeyemo convinto solo il gol del Licata, il 2-1 stavolta, anche lui non sbaglia, è un leitmotiv di questa gara, sbagliare un'azione clamorosa per poi segnare, minuto 27, cambia ancora il risultato, Rossetti contro Maltese, le finte, il tiro debole, il pallone su di lui va Diaby, il cross di Buono, secondo palo, e Cristiani l'ultimo entrato ha un'occasione d'oro per pareggiare, la finta su Mazzamuto e viene messo fuori calza, grande sforbiciata di Rossetti sul secondo palo, parte Crucitti che scavalca la barriera e arriva adesso
Arcidiacono, il tiro sul portiere che respinge per Saverino che al limite prende il fondo, la finta, il cross, il tiro di Saverino, il palo interno, la stoppa Arcidiacono, tiro alto dal dischetto del rigore, azione clamorosa, le finte di Convitto, prova Convitto, entra in aria, il doppio passo, pallone, il cross, Avella, gode un po' di spazio, Lavrenti, pallone per il Cristiani, prova la bomba ancora in Grassia, siamo ai 40 metri, allarga a destra per un Manfred tutto solo, arriva adesso Diaby, Manfred in aria, il cross, secondo palo, Rossetti e il gol del Messina, torre di Rossetti e la doppietta di Arcidiacono, Licata preso in totale contropiede sulla destra, Saverino, anzi Manfred non ha avuto ostacoli, è entrata in aria, poi tutto troppo facile, Convitto, siamo ai 20 metri, il tiro non la tocca nessuno, tutto è Licata nella metà campo del Messina, Daniello ritorna verso Diaby, il cross tagliato verso Convitto che la stoppa, Convitto prova il tiro di prima intenzione, c'era l'intenzione, era buona ma palla che si è persa alta, cross di Fragapane, Ingrassia, autogol di Ingrassia, è andato a smanacciare e se l'è buttata praticamente dentro, clamoroso al Franco Scoglio al minuto 88, autogol di Ingrassia che viene rincuorato dai compagni ma questa volta l'ha fatto davvero grossa. Arriva adesso il triplice fischio, è finita al Franco Scoglio, ha vinto l'ACR Messina 3-2, una gara rocambolesca che aveva visto i messinesi in vantaggio con Arcidiacono, poi il pareggio di Cannavò, il vantaggio di Convitto per i giallo-blu ma nella ripresa ancora con Arcidiacono e poi con un incredibile autogol di Ingrassia. Da un derby siciliano ad un derby tutto calabrese, vittoria fuori casa del Roccella 2-0 a Castrovillari. Nella 26esima giornata del campionato di Serie D Girone I, il Roccella di Mister Galati si aggiudica il derby calabrese battendo il Castrovillari sul proprio campo per 2-0. Agli ordini del signor Campobasso alle 14:30 in punto le due squadre iniziano le ostilità. Al 9° minuto Castrovillari pericoloso con Cangemi che non riesce a girare verso la porta un cross dalla sinistra. Al 14° Guarracino si vede smorzare dalla difesa ospite il sinistro dal limite. Al 18° la reazione del Roccella con Achicche che su calcio di punizione costringe Aiolfi alla parata plastica. Al 26° il destro dal limite di La Ragione trova sulla traiettoria Scuffia che blocca senza particolari patemi. Al 29° il doppio tentativo di Achicche trova pronto Aiolfi alla parata. Nel finale di tempo, al 45° ancora Aiolfi neutralizza in uscita un cross dalla destra di Malerba. Poi più niente, si chiude il primo tempo con il risultato di 0-0. Nella ripresa Mister Marra mette subito in campo Miocchi e Lanza al posto di Consiglio e Gagliardi evanescenti nel primo tempo, ma il risultato non cambia perché nella ripresa si vedrà solo il Roccella. Al 9° minuto, complice uno svarione di Aiolfi che non valuta bene la traiettoria, gli ospiti passano, Malerba direttamente dalla bandierina pesca il palo più lontano. Sinistro velenosissimo del numero 3 Ionico, ma Aiolfi non senza colpe, anche se disturbato con una leggera spinta da Liviera. I padroni di casa accusano il colpo ed il Roccella al 16° sfiora il raddoppio. Achicche in mezzo all'area rossonera lasciato colpevolmente solo a tutto il tempo per mirare l'angolo lontano. Per fortuna di Aiolfi il palo ci mette una pezza. Raddoppio che arriva però al 32°, Achicche viene lanciato nello spazio, il numero 1 rossonero in uscita lo travolge, l'arbitro a 2 passi non ha dubbi, giallo per il portiere rossonero e calcio di rigore per il Roccella. Dal dischetto Coris spiazza Aiolfi, Roccella 2, Castrovillari 0 e nessuna esultanza sotto la curva dei suoi ex tifosi per Ionis Coris. Al 45° l'unica azione degna di questo nome dei padroni di casa. Sul destro di Kin il portiere è battuto ma sulla linea di porta salva Liviera. Dopo 3 minuti di extra time finisce una bruttissima partita. In un altro ennesimo derby siciliano, pareggio in casa per il Città di Aciriale 0-0 con l'FC Messina.
26esima giornata nel campionato di Serie D, il big match del raggruppamento si gioca all'Aci e Galatea, dove l'Aci Reale ospita l'FC Messina, formazione di mister Ernesto Gabriele, reduce della vittoria praticamente storica contro il Savoia 9-11, 1-0, firmato da D'Ambros. È stata sconfitta invece per l'Aci Reale di mister Pagana nell'ultima settimana 1-0 sul campo della Marina di Ragusa. Viaggia al terzo posto in classifica la formazione giallorossa con 45 punti in classifica, 42 invece per il Città di Aci Reale, a ridosso della zona playoff nonostante i 4 punti di penalizzazione raccolti in questa stagione. Partiamo col film del primo tempo che si apre con un pallone perso dalla difesa dell'Aci Reale. Melillo, un paio di finte, prova ad ubriacare Ba, poi la deviazione dello stesso centrocampista favorisce Pitarresi, perde il pallone anche Alessandro Marchetti, ci prova allora De Felice con questa conclusione dalla lunghissima distanza, fa il solletico a Francesco Marone. Continuano a perdere i palloni a centrocampo le due squadre, ne approfitta l'FC Messina con Correnti che dà ancora per Melillo, il Pocio scarica questo destro che rimbalza prima di finire tra le braccia di Pitarresi, poi Coria difende il pallone, qui passa elegantemente su Ba, può allargare il gioco, preferisce stringere invece per Lucas D'Ambros, si presenta davanti a Pitarresi, va col destro e colpisce il palo. Lucas D'Ambros, che occasione per l'FC Messina, incredibile la chance per l'ex Trapani che stringe un po' troppo il diagonale, calcio di punizione in casa Aci Reale. Parte la rincorsa, la botta da parte di Orlando, viene deviata e per poco non crea problemi a Marone. Ancora FC Messina nella finale di frazione, qui con Coria che dà l'infallazione servendo Riccardo Correnti, decide per il destro, facile la parata per Pitarresi che si allunga sulla destra, attacca l'Aci Reale, qui il pallone finisce ad Adam Ouattara che decide di concludere verso la porta provando a ingannare Marone, il suo mancino però termina sul fondo. Lo stesso Marone dà il via a un'azione chiave di questo match perché il direttore di gara non si accorge di questo netto tocco con la mano da parte del difensore dell'Aci Reale. Sarà l'ultima chance del primo tempo, 0-0 tra Aci Reale ed FC Messina fino a questo momento, meglio la formazione di mister Gabriele, il palo di D'Ambros a gridare vendetta. Partiamo col film della ripresa, subito un intervento per Giovanni Giuffrida, costerà l'ammonizione al capitano dell'FC Messina in diffida squalifica, salterà la stracittadina contro l'ACR, prova a pungere l'Aci Reale col colpo di testa da parte di Mauceri, nessun problema in questo caso per Marone, la sventagliata di Casella a lanciare Lucas D'Ambros, il pallone finisce a Melillo che si allarga, ancora Melillo, può colpire il Pocio col piedone, Pitarresi allontana il pericolo, c'è un cambio in casa FC Messina, fuori lo stesso Melillo, dentro Marmigeran, ci sarà posto anche per il 2001 Ivan Nicevic al posto di Riccardo Correnti. Poi il triplice fischio all'Aci e Galatea, finisce 0-0 tra Aci Reale ed FC Messina, né vinte né vincitori, restano 3 punti di distanza fra le due formazioni in favore di quella di Ernesto Gabriele che però perde il terzo posto in favore del Giuliano che la scavalca e adesso in vantaggio le Tigri di una lunghezza, una settimana per preparare al meglio l'impegno contro la CR Messina. Un cordiale saluto e alla prossima! Il Troina, vincendo in casa 1-0 contro la Cittanovese, raggiunge invece l'FC Messina in quarta posizione in questa classifica del campionato di Serie D.
In chiave salvezza è da considerare sempre un punto importante quello conquistato dalla Marina di Ragusa contro il San Tommaso. Guardiamo il servizio. Punti salvezza importantissimi tra San Tommaso e Marina di Ragusa, formazione irpina reduce dalla sconfitta per 1-2 contro il Castrovillari. Marina di Ragusa che invece ha fatto il colpaccio, vittoria di misura per 1-0 contro la Cireale. Partono forte i mazzaridari, infatti bastano 10 minuti agli ospiti per rendersi pericolosi. C'è questo scambio da parte di Schisciano con Baldè dal limite dell'area, prova Calivà, ma c'è una gran parata da parte dell'estremo difensore Pone che evita il gol del vantaggio a Marina di Ragusa, che però continua a spingere. Qui viene allontanato un calcio d'angolo, una seconda chance, ma ancora una volta il portiere del San Tommaso dice di no al numero 7. Poco dopo Baldè, l'azione di calcio d'angolo sfiora il gol del vantaggio. Attenzione al 17esimo, la sventagliata di Puglisi a innescare Baldè in area di rigore, prova a girarsi Diop, chiude la difesa del San Tommaso, ancora Diop, tiene la sfera, se la porta sul mancino, il portiere del San Tommaso riesce a recuperare anche in questo caso, poi il cross dentro di Baldè per Diop. Ancora il 2001 a dire di no ad allontanare in calcio d'angolo, ci prova anche il San Tommaso, batti ribatti al limite dell'area, parte un mancino che sfiora il palo alla sinistra di Pellegrino. Ci ha provato in questo caso Cuciniello al 42esimo, la risposta dei siciliani con lancio lungo, attenzione Baldè che scatta sul filo del fuorigioco, allontana la difesa del San Tommaso. Non c'è la zampata vincente della formazione di Mister Udro, che però al 44esimo ci può riprovare su questo colpo di testa. Diop troppo sopra i Lenni, la seconda parte di gara si apre con un Marina ancora arrembante. Baldè, ma Pone è incredibile in questa giornata, di grazia per il portiere irpino Pietrangeli, chiude su Conate al minuto 61, calcio d'angolo, l'ultimo tocco da parte di Lambiase, il vantaggio della Marina di Ragusa, autogol della formazione bianco-verde, un gol pesantissimo per la formazione di Mister Udro, per la corsa salvezza. Ancora Marina a cercare adesso il gol del raddoppio, da Mauro si scatena, riesce a passare in mezzo a 2, in mezzo a 3, ancora Mauro, ancora Pone, il classe 2001 è sicuramente il migliore in campo. Ci prova il San Tommaso che sfiora il gol del possibile 1-1 con Moffa, poi Cuciniello prova questo tentativo, colpisce il palo, attenzione a Pellegrino che stende così Conate per il direttore di gara, ci sono gli estremi per il calcio di rigore, lo stesso Conate spiazza Pellegrino, siamo al 92esimo, sta davvero di beffa per un Marina di Ragusa versione super in casa del San Tommaso, ma alla fine al triplice fischio sarà soltanto 1-1, San Tommaso che resta al penultimo posto della graduatoria, Marina di Ragusa che dà continuità alla vittoria contro la Cireale e adesso affronterà in un match chiave per la corsa salvezza il Castrovillari. È tutto allora dal De Cicco, un cordiale saluto e alla prossima! È un punto importantissimo quello conquistato dal Marina di Ragusa nei confronti del San Tommaso, un punto che permette alla squadra di Utro di alimentare anche la possibilità di una salvezza diretta e quindi evitare la griglia dei play-out. Certamente la partita di domenica prossima riveste importanza doppia perché si giocherà contro una diretta avversaria, ovvero il Castrovillari, attualmente 4 punti in più proprio nei confronti della squadra di Utro. Vedremo cosa succederà, un in bocca al lupo naturalmente a tutti i tifosi del Marina di Ragusa. Proseguiamo, adesso parliamo della netta vittoria del Palermo 4-0 contro il Nola e sentiamo l'intervista di Pergolizzi al termine della partita. Comunque per ogni allenatore sono i risultati, cioè ad ogni sconfitta, ogni vittoria. Io sono abituato a vivere le cose nella stessa maniera, potrei essere qua sorridente, purtroppo ho sempre detto dal primo giorno che per me è l'obiettivo che conta. Quindi mi fa piacere, come ho fatto i complimenti anche a loro prima della partita perché stanno facendo un ottimo campionato, ma quello che conta poi è il risultato finale. Diciamo che la partita, se andiamo ad analizzarla, la partita è delicata. È stata giocata male nel primo tempo, poi nel secondo tempo è stata un'altra squadra, quindi anche là ci sono stati dei segnali dove comunque abbiamo calciato, se non voglio essere 5-6 volte in porta e fuori casa, quindi anche là comunque la squadra ha creato. Il problema è sempre lo stesso, essere più cinici, fare gol, sbloccare le partite e poi cercarle di chiudere. Oggi forse abbiamo avuto quella mentalità comunque sia sull'1-0, sul 2-0 di cercare sempre di attaccarli alti, e forse siamo stati bravi anche nel coprire il campo in maniera giusta, dove tutti si sono sacrificati, tutti sono tornati e quindi diventa molto più facile sia fare possesso che poi ripartire.
Volevo soffermarmi solo per dedicare questa vittoria a Franco, perché comunque ci tenevamo e sappiamo quanto ha dedicato al Palermo e tutto, quindi da parte mia, penso che lo faranno anche i ragazzi, ma da parte mia perché l'ho conosciuto fin da quando ero giovane al Palermo e quindi credo che sia, ecco, meritevole nei suoi confronti e poi fa piacere, ecco, ricordarlo. Un in bocca al lupo a tutte le squadre siciliane che comunque si stanno veramente comportando bene in questo impegnativo girone I del campionato di Serie D. Voltiamo pagina, è il momento di parlare del campionato di eccellenza, 2 gironi, iniziamo subito con il girone A. Iniziamo subito con i risultati di questa 24esima giornata. Cus Palermo batte Parmonval 2-0, Don Carlo Missilmeri batte Alba Alcamo 3-2, Canicattì batte Monreale 5-0, Mazzara batte Cefaledium 6-0, pareggio tra Dattilo Noire e Oratorio San Ciro e San Giorgio 0-0, Profavara batte Acragas 1-0, San Cataldese batte Castellammare 4-0, ed infine Geraci batte Sporting Vallone 1-0. Si ferma dunque il Dattilo Noir, bloccato in casa da un sorprendente Oratorio San Ciro e San Giorgio. Vediamo la classifica. Dattilo Noir 58, Canicattì 52, Agragas 49, San Cataldese e Geraci 44, Mazzara e Parmonval 36, Sporting Vallone 35, Castellammare e Don Carlo Misilmeri 33. Cus Palermo 29, Profavara 28, Oratorio San Ciro e San Giorgio 24, Cefaledium 15, Monreale 10, Alba Alcamo 5. Tabellino della prossima settimana, si giocherà naturalmente domenica 8 marzo, questi gli incontri. Geraci Cus Palermo, Parmonval Dattilo Noir, Acragas Sporting Vallone, Castellammare Canicattì, Don Carlo Misilmeri Profavara, Mazzara Alba Alcamo, Monreale Cefaledium, Oratorio San Ciro e San Giorgio, San Cataldese. Adesso sono 6 punti di distacco tra Canicattì e Dattilo Noir, grazie tra l'altro anche alla sconfitta dell'Acragas contro il Profavara. Guardiamoci per adesso gli highlights di questo pareggio interno del Dattilo Noir. Ci sono 3 punti in palio preziosissimi che 22 giocatori inseguiranno, dando un calcio ad un pallone che ha la forma di un sogno che per 11 di questi si chiama Serie D, mentre per gli altri 11 si chiama permanenza in eccellenza. Questo è lo stadio Giovanni Mancuso di Paceco, questo è il match fra Dattilo Noir ed Oratorio San Ciro e Giorgio. Questo match valevole per la 24esima giornata del campionato regionale d'eccellenza Girone A. Comincia adesso il match. Primo dribbling andato a buon fine, poi bene anche il secondo. Interessante il pallone per Testa che col piatto sinistro ha rimesso il pallone praticamente al centro. Nessun compagno pronto ad approfittarne. Allora Clemente che ha provato la girata per la conclusione e la parata di Jaber che risponde presente. Parte Secum con il destro e il pallone che era indirizzato al set. È un miracolo quello compiuto da Di Paola. Lamia prova a mettere un po' d'ordine, il pallone in avanti, Davide Testa, il tocco di prima intenzione e il pallone che esce davvero di pochissimo. Aveva provato con un tocco delizioso a beffare il portiere avversario. Porta avanti il pallone Lamia, prova a cercare complicità in un compagno, la trova in Bettini. Ancora Bettini in avanti a cercare lo spazio per il traversone. Davide Testa, c'è Mantegna che prende posizione, Davide Testa in acrobazia. Ci riprova ancora il numero 11. Rallo lascia volata con il mancino a cercare Domenico Bettini, l'occasione è buona, Bettini all'interno dell'area di rigore, prova la conclusione, alta di pochissimo, avrebbe potuto cercare un compagno all'interno dell'area ma Bettini aveva già preparato. Arriva il fischio, si ricomincia, riprende il match fra, vede serve Domenico Bettini, poi passaggio ancora all'indietro per Bellinghieri, lo scambio ancora una volta fra i due. Bettini, vertice destro dell'area di rigore, il traversone, arriva il gol di Davide Testa, ma si era alzata la bandierina.
posizione di fuorigioco per Davide Testa. 5 maglie del Dattilo pronte subito a subentrare all'interno dell'area. Il colpo di testa di De Luca, si era alzata ancora una volta la bandierina. Tutto questo mentre il pallone di pasticcia un po' la difesa dell'Oratorio. C'è Davide Testa all'interno dell'area per De Luca, la conclusione centrale di Agostino De Luca. Occasione ghiottissima per il Dattilo, eppure sembra intenzionato a tentare la conclusione Clemente. Parte il numero 10, il suo destro direttamente fra le braccia di Jaber. Pallone smistato a beneficio di Barraco. Da questi a Rallo, un traversone per Domenico Bettini all'interno dell'area, prova a rimettere il pallone al centro. Possibilità di andare al traversone, De Luca, il pallone che filtra, attenzione all'interno dell'area, pericolosamente il Dattilo. La risposta di Paola sul tiro di Davide Testa. Con il pallone fra i piedi, prova a cercare il varco, è buona l'opportunità, il pallone filtra ma viene neutralizzato da Di Paola. Romeo, attenzione, Clemente, porta palla il numero 10, prova a cercare Romeo, attenzione, Mantegna all'interno dell'area di rigore, la conclusione alta, sopra la traversa, Mantegna ha graziato praticamente la retroguardia del Dattilo. De Luca all'interno dell'area, spalle alla porta, deve cercare lo spazio per girarsi, 3 uomini su di lui, poi dietro per Barraco, c'è la deviazione, non so quanto volontaria di Fragapane. Allora il traversone che arriva all'interno dell'area di rigore, Davide Testa, spalle alla porta, deve girarsi con difficoltà, ostacolato da un compagno praticamente, in 2 non riescono a concludere. Occasioni interessantissime in questo finale di partita. Clemente ha ancora un'opportunità all'Oratorio, attenzione al numero 10, prova a cercare Mantegna all'interno dell'area, si alza la bandierina. Triplice fischio per il signor Gambuzzi, basta così. Finisce 0-0 nella 24esima giornata di campionato il match fra Dattilo Noir ed Oratorio San Ciro e Giorgio. Un Agragas che non ti aspetti, che perde in casa del Pro Favara per 1-0 e si apre ufficialmente una piccola crisi interna. Non per niente Mister Bullo non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione al termine della partita. Queste che state guardando sono le immagini di Calcedonio Iacuzzo. Complimenti alla squadra del Pro Favara, 3 punti fondamentali per cercare di evitare la griglia dei play-out. Sentiamo Mister Falzone al termine della partita. Oggi abbiamo concretizzato facendo il gol e non prendendo nemmeno un gol, però anche a Geraci, in casa col Dattilo, con chiunque ce la giochiamo a viso aperto. È una squadra che in certe zone del campo è giovane, molto giovane, e a volte pecchiamo di questo, però oggi invece forse la carica in più del derby, la società che onestamente con a capo il presidente e Capodici ci hanno tartassato tutta la settimana per questo derby, che poi alla fine posso capire, perché il calcio dilettantistico alla fine si vive di questo, di piccole soddisfazioni che tu vai a prendere con squadre che magari sono nei paesi limitrofi, però c'è antagonismo, è ovunque. È da più di 30 anni che io alleno, 32 anni, ho allenato in tantissime piazze importanti, piazze che hanno molto tifo. Ti posso assicurare che questi ragazzi che ci seguono sempre oggi hanno fatto proprio la differenza, ma non è che sono di categoria superiore perché numericamente oggi erano in massa, sono di categoria superiore perché non ci hanno mai criticato e hanno aspettato questa partita dell'1 marzo, io mi ricordo sempre anche 10 partite fa, 20 partite fa, l'1 marzo, poi alla fine ho metabolizzato cosa volevano dire, lo dedichiamo a loro perché questi ragazzi onestamente fanno sacrificio, parlo della curva che sono quelli che alla fine vengono sempre di più anche fuori, li devo ringraziare per, come potrei dire, ci hanno sempre sostenuto, ma ci hanno a volte anche coccolato. Loro aspettavano questa partita per avere una gioia immensa ed è ancora più importante che noi
alla fine noi, parlo lo staff con i giocatori, siamo stati artefici di regalare a questo pubblico una bella giornata di sport, perché c'è stata una giornata di sport sia dentro che fuori il campo. Questo significa che Favara può fare calcio a certi livelli perché il pubblico lo merita. Pro Favara 28 e Cus Palermo 29, un Cus Palermo che tra l'altro in anticipo sabato ha battuto la Parmonval per 2-0. Guardiamo il servizio. Il Cus Palermo si aggiudica il derby palermitano e vince contro la Parmonval per 2-0 nel corso di una giornata importantissima che si potrebbe rivelare cruciale nel corsa verso la salvezza nel girone A di eccellenza. Andiamo subito con le immagini. Al 15° Minnone sbaglia, si invola benissimo, para Tarantino, uno dei migliori portieri in Sicilia, ma il Cus dimostra di esserci perché dopo soli 5 minuti ci prova Arnone di testa, palla alta. Minnone e Arnone girano alla perfezione e si accende il Cus perché la loro qualità a centrocampo cambia tutto e da lì sfiora il gol al 15° fuori di poco. È il preludio alla marcatura cussina perché proprio Arnone lancia Minnone che taglia la strada all'avversario e di sinistro batte Tarantino. La grandissima esultanza perché al 17° arriva un gol fondamentale nel corso di una giornata nella quale tutte le formazioni che lottano per la salvezza giocano contro le prime, di conseguenza questi 3 punti veramente potrebbero essere molto pesanti. Monti viene espulso al 22° per un fallo di reazione, rosso diretto, era appena entrato in campo. Clemente al volo sfiora il gol dell'anno, veramente spettacolare. Da lì ancora ottimo, sempre prezioso, salta l'uomo e questo in questa categoria fa la differenza, così come Vetrano che entra dalla panchina, viene steso al 44°, un calcio di rigore che potrebbe chiudere la partita. Vi ricordo, Cus in 10, Vitrano non sbaglia, anche se Tarantino insomma aveva intuito la grande esultanza degli uomini di Marramaldo, perché con questo 2-0 a 5 minuti alla fine insomma vedono e intravedono la vittoria ormai ad un passo. 2-0 del Cus Palermo che va a 29 in una giornata cruciale in cui il Pro Favara ospita l'Acragas secondo e l'Oratorio San Ciro va a giocare a Dattilo contro la capolista. Il Don Carlo Misilmeri va ad Alcamo con un solo punto di vantaggio sul Cus Palermo, che adesso andrà a sfidare un'altra big. Dopo la Parmonval sesta andrà in casa del Geraci quinto per un'altra sfida in una corsa entusiasmante che vede i cussini in piena lotta per una salvezza diretta che sarebbe un vero e proprio capolavoro. E parliamo adesso della San Cataldese che vince in casa 4-0 contro il Castellammare. 3 punti fondamentali per continuare la sua ascesa nella griglia playoff. Un cordiale saluto da parte di Giuseppe Ficarra e Alberto Foresta che vi racconteranno oggi San Cataldese Castellammare. Gara valida per la 24esima giornata, la 9ª di ritorno. Fischio d'inizio, comincia San Cataldese Castellammare. Savasta di testa. Pallone arriva a Prestia che prova il sinistro al volo. C'è l'inserimento da parte di Lendini. Poi Amato, il pallone che rimane lì. Sbaglia in uscita, c'è la traversa. Pallone che rimane ancora lì. Passa Nante in qualche modo. All'indietro dove c'è Grasso. Ancora Prestia che vede il taglio di Montalbano. Il tiro è scivolata di Montalbano. Bello. Montalbano in qualche modo. Ancora Montalbano, prova il tiro deviato. Serve Campanaro. Pallone subito per Savasta. Savasta, il pallone per Milizia. Ancora Milizia, il tiro e c'è la rete. Arriva il gol. La rete di Simone Milizia. Quando siamo al minuto 19 del primo tempo. La sblocca Milizia. C'è Montalbano adesso sul punto di battuta. Il colpo di testa di Savasta. Luca Savasta. Cambia ancora il parziale quando siamo al minuto 21 del primo tempo. Mette giù, riesce a servire Montalbano che mette subito il cross in qualche modo, poi Campanaro, il suo tiro dà l'illusione del gol. Poi Bello si inserisce, Savasta si sposta sul mancino, serve Presti a sinistra, è una buona occasione, mette il cross, il colpo di testa di Savasta
poi il tiro da parte di Montalbano, la parata di Guecia. Parte il secondo tempo di San Cataldese Castellammare. Montalbano porta palla centralmente, pallone per Savasta, Savasta, c'è ancora una volta una parata di Guecia, ferma Lentini, pallone in avanti, c'è un intervento irregolare, va giù Montalbano e calcio di rigore. La rincorsa di Campanaro, il destro alla rete, Fabio Campanaro recupera palla alla San Cataldese, c'è Lo Bianco, adesso Lo Bianco in area, il tiro di Lo Bianco e cala il poker la San Cataldese. Arriva in pieno recupero al 49esimo il gol del 4-0, lo sigla Emanuele Lo Bianco. Si conclude dopo 5 minuti di recupero. San Cataldese Castellammare finisce questo match sul risultato di 4-0 con le reti nel primo tempo di Savasta e di Milizia e nella ripresa il rigore segnato da Campanaro e il gol che chiude il match di Lo Bianco. Oggi credo che dopo una vittoria così importante è giusto anche far capire che questo silenzio stampa non era qualcosa di particolare, era solamente una serenità chiesta particolarmente da me e dai ragazzi, perché in una stagione, quando arrivi nelle partite più importanti, secondo me stare zitti e pensare solamente alle gare è la cosa più importante, è la cosa migliore. Incontravamo una buona squadra, anche se veniva da 3 sconfitte consecutive. Il campionato sta dicendo che può succedere tutto da un momento all'altro. Noi proseguiamo la nostra strada per quello che è il nostro percorso. Per cui della partita di oggi mi prendo i 3 punti, mi prendo anche una discreta prestazione, però chiedo ai miei ragazzi di essere molto più attenti, perché qualche svarione, qualche partita lo puoi anche pagare a caro prezzo. Griglia playoff dove troviamo anche il Geraci che vince 1-0 contro lo Sporting Vallone. Comunale di Campofranco, provincia di Caltanissetta, 24esimo tornante del campionato di eccellenza siciliana per il girone A. Il Geraci di mister Claudio Grimaudo rendeva visita allo Sporting Vallone, reduce dalla vittoria esterna per 2-1 sul campo della Parmaval. Affermazione anche per la compagine madonita alla prima sul nuovo sintetico del Santissima Trinità di Fasanò contro il Pro Favara. A dirigere l'incontro il signor Fabio Caruso e la sezione di Palermo, coadiuvato da Francesco Di Ventidienne e Salvatore Barbanera di Palermo. Possiamo dunque passare a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini a cura di Salvatore Giglia. I racisi in piena corsa playoff al 5° posto in classifica. Ha perso un po' di terreno invece la compagine dello Sporting Vallone, che gestisce il primo possesso rendendosi pericolosa dopo 2 di gioco sugli sviluppi di questo corner. Per poco bisogno non stava per trarre in inganno Sesai. Dall'altro lato ci prova Alessio Grimaudo con questo fendente che termina largo alla destra della porta difesa da Maugi. Clima soleggiato, partita piacevole per i tifosi che assiepavano le tribune del Comunale di Campofranco, quando al 23esimo lo Sporting Vallone batte un colpo con tentativo largo e De Simone. Al 26esimo vantaggio blaugrana con Simone Bognanni che lavora questo pallone scodellato in aria per Sanei Sanyong. Tocca a quanto basta per mandare fuori giri Maugeri. Il Geraci è in vantaggio grazie alla marcatura di Sanyong, ma la solita sapiente assistenza di Simone Bognanni a regalare il vantaggio ai madoniti, che di lì in avanti cominciano a giocare sul velluto. Tacco di Sanyong a liberare Grimaudo, il quale serve sul secondo palo. Saluto non arriva per un soffio a correggere in rete. Al 33esimo altra azione spettacolare con Gioacchino Serio che trova il corridoio giusto per Saluto. Si deve superare Maugeri nell'occasione, è un monologo blaugrana. Poco dopo la mezz'ora anche Ferrara va vicino all'Eurogol di giornata con un sinistro al volo dai 30 metri sul finire di frazione. Sporting Vallone che prova ad alleggerire il forcing avversario con il mancino di Messi neutralizzato in corner da Sesai. Si spegne così la prima frazione di gioco. Duplice fischio del direttore di gara. Squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-1. Decide sin qui la rete di Sainei Sanyong al minuto 26. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Al 50esimo corner dalla sinistra dello Sporting Vallone, sul quale svetta Messina senza riuscire ad inquadrare lo specchio della porta di Sesai. Può avere inizio allora la girandola di cambi per mister Grimaudo, che getta nella mischia Michele Di Maggio in luogo di un infortunato Scalisi. Al minuto 59 calcio di punizione a destra per i madoniti che liberano al tentativo Serio. Tiro cross che per poco non trova un compagno sul secondo palo, pronto a correggere in rete. Ancora cambio, staffetta in difesa con Iannolino che rileva
Momar al 70esimo, Geraci che torna a spingere Sanyong, filtrante per Serio che controlla, palleggia col mancino, dà solo l'illusione del gol il sinistro del capitano Blaugrana. Minuto 73, dentro Velardi, fuori Alessio Grimaudo. Minuto 80, Sporting Vallone che prova a sfruttare il campo in ampiezza, il destro conclusivo di De Simone fa solo il solletico a Sesai. Al minuto 82 altro cambio, fuori il match winner Sanyong, dentro Sergio Cucchiara all'85esimo tiene alta la guardia Sesai respingendo i continui traversoni provenienti dalle corsie esterne. Minuto 92, ultimo tentativo disperato dello Sporting Vallone con l'ex Marina di Ragusa in mesi, il suo mancino sorvola la trasversale e la porta di Sesai. Termina così al comunale di Campofranco, triplice fischio il direttore di gara, il Geraci si impone sullo Sporting Vallone grazie alla rete al minuto 26 di Sanei Sanyong e nella prossima uscita ospiterà il CUS Palermo. Una domenica favorevole principalmente per le inseguitrici, tranne che per l'Acragas. Ha vinto il Canicattì, ha vinto la San Cataldese e ha vinto anche il Geraci. Pertanto adesso sono soltanto 6 punti di distacco, soprattutto per il Canicattì. Il pari contro il Mazzara nell'ultimo turno ha rallentato la corsa del Canicattì, atteso oggi tra le mura amiche dall'esame Monreale, penultima forza del campionato, ferma a 10 punti in classifica. Il Saraceno è il vero fortino dei biancorossi in questa stagione, pensate, in 12 partite 10 vittorie, un pari e una sola sconfitta per i biancorossi. Monreale malissimo invece, in trasferta appena una vittoria, 2 pareggi e ben 8 sconfitte. 180 secondi, Vittorio Caronia, pallone deviato, Matera non riesce a concludere da buona posizione, solo Canicattì nella prima fase di gara. Al nono, rilancio dalla difesa, Angelo Caronia viene tamponato al momento del tiro, un po' troppo leggero l'intervento per valere un calcio di rigore. All'11esimo è Vito Lupo a ricevere il pallone a centrocampo, riesce a girarsi e vede sulla destra largo e solissimo Giuseppe Iezzi, riesce a prendere il fondo Iezzi che prova a mettere dentro questo cross allontanato in calcio d'angolo dalla difesa avversaria. Dal corner che ne segue siamo al 12esimo, pallone scaricato all'indietro, Cammareri decide di provare questo destro, un paio di deviazioni vanno a beffare il portiere Ciluffo, è vantaggio per il Canicattì con il gol del proprio terzino mancino Cammareri. È il momento propizio per continuare a spingere Vittorio Caronia per Di Mercurio, il cross inganna Ciluffo per la seconda volta in pochi minuti, arriva il raddoppio del Canicattì, rivediamo il traversone e il portiere che qui non riesce a smanacciare come dovrebbe. Da un calcio d'angolo del Monreale si scatena la corsa di Matera, l'inserimento di Iezzi, lo vede l'attaccante ex Città di Sant'Agata. Iezzi da uno sguardo in mezzo c'è tutto solo Angelo Caronia, facile facile il 3-0 del Canicattì. Spaventosa la forza offensiva di mister Romano che in un quarto d'ora ha già chiuso la partita. Al 19esimo il solito Cammareri chiede il triangolo, prova a mettere il cross dentro per Matera, ha difficoltà a girarsi, lo fa splendidamente, si inventa un mezzo pallonetto e colpisce la traversa. Sarebbe stato il gol della domenica, quello dell'attaccante Chico Matera. Poi si sveglia finalmente anche il Monreale, ma il calcio di punizione di Lapi trova un Prisco attento. Al 29esimo scambio tra Maggio e Cammareri, il pallone nel corridoio dove c'è Matera che di prima intenzione riesce a trovare Angelo Caronia, la finta, il tentativo di traversone con il mancino sul secondo palo, svetta anche Giuseppe Iezzi, fa festa il numero 7 del Canicattì, arriva il 4-0, Monreale inesistente, Canicattì che sta schiantando letteralmente gli avversari. Si concluderà così il primo tempo al Saraceno di Ravanusa, tutto facile per il Canicattì fino a questo momento, non si ferma però a inizio secondo tempo la formazione padrone di casa e continua ad attaccare, svarione difensivo su rimessa laterale, pallone messo all'indietro dove c'è Matera che impegna Ciluffo che stavolta risponde presente. Al 53esimo lancio dalla difesa, il pallone viene controllato splendidamente da Angelo Caronia che passa in mezzo a due, prova questo destro un po' troppo lento per rendere la vita complicata al portiere avversario. Al 67esimo scatta sul filo del fuorigioco Matera, salta l'avversario, mette dentro a porta ormai sguarnita, arriva la doppietta di Giuseppe Iezzi, 5-0, pocherissimo Canicattì, iniziano i cambi, entrano Cascio e Sinatra fuori, Malluzzo e Iezzi al 73esimo, dentro Lauria per Vittorio Caronia all'80esimo, dentro Calabrese e Filippone per Matera e Angelo Caronia. Si chiude la partita con questa conclusione da parte di Lococo, Prisco riesce a deviare, triplice fischio, cade l'Acragas contro il Profavara, viene stoppato il dattilo dall'oratorio San Ciro, Canicattì ancora una volta al secondo posto solitario, a -6 adesso dalla capolista. Occhio perché questo girone A, sono sicuro, regalerà ancora tantissime emozioni. Adesso voltiamo pagina e parliamo del girone B.
Non si ferma la marcia del Paternò, che ha approfittato del turno di riposo della città di Sant'Agata per allungare ancora di altri 3 punti proprio contro la squadra messinese. Guardiamo il tabellino dei risultati. Mascalucia batte Cicatena 2-1, Giarre batte Città di Rosolini 1-0, Enna batte Atletico Catania 6-0, Paternò Gela 4-1, Ragusa Carlentini 2-1. Santa Croce Real Siracusa Belvedere 2-2. Sport Club Palazzolo batte Sporting Pedara 2-0. Ha riposato il Città di Sant'Agata. In classifica abbiamo detto dell'allungo del Paternò, grazie soprattutto al turno di riposo per il Città di Sant'Agata. In testa troviamo il Paternò con 59 punti, Città di Sant'Agata 52, 50 Città di Rosolini, 47 Ragusa, 43 Sport Club Palazzolo e Giarre, 38 Mascalucia San Pio X, Santa Croce 34, Real Siracusa Belvedere 27, Carlentini 25, Sporting Pedara 17, Enna Calcio 16, Acicatena 14, Gela FC 11, Atletico Catania 1 punto. Prossimo turno, domenica 8 marzo, sarà la 10ª giornata di ritorno. Questi gli incontri: Real Siracusa Belvedere Enna Calcio, Acicatena Santa Croce, Atletico Catania Sporting Pedara, Carlentini Città di Rosolini, Città di Sant'Agata Ragusa, Gela Mascalucia San Pio X, Giarre Paternò riposerà lo Sport Club Palazzolo. Ed iniziamo subito con le immagini, iniziamo con la vittoria ennesima in casa del Mascalucia San Pio X nei confronti della Cicatena. Vittoria finale per la squadra di Mascalucia per 2-1. Nel Mascalucia San Pio X che affronta la Cicatena per la nona di ritorno di Eccellenza B, torna Gabriele Cacciola a sinistra, Scarlata confermato il luogo dell'infortunato D'Arrigo nel pacchetto arretrato, confermato Demba Camara classe 2003, nella mediana in cui si ripropone titolare Gallo. Guerriero Franceschini dirige i padroni di casa dalla panchina causa squalifica di Gaspare Cacciola. Si parte con Randis che va al cross, non agganciato in aria, sale allora a destra Camara. Bonaccorsi e Belluso in mezzo, in ritardo, sbuca Randis, destro secco, pallone sul fondo. Corner di Bonaccorsi, salta in ritardo Scarlata, pronto Camara a riprenderla, vicino a lui Randis, si difende la Cicatena che non rischia e libera la propria area di rigore. Scalia dall'out, Bonaccorsi porta a spasso i biancorossi, poi accarezza la sfera con la suola, spazio a Scalia che sale, ecco il traversone liscio di Librizzi, Scarlata la conclusione alta di poco. Camara va da Belluso, largo su Randis, cerca lo spazio per concludere, temporeggia qualche secondo, poi la indirizza all'incrocio e pallone che finisce alto. Gallo, corridoio per Belluso che parte come un pendolino, eccellente nell'inserimento, esce alla disperata, sciolto, fallo fuori area, cartellino giallo per il portiere della Cicatena. Belluso ci proverà a forare gli ospiti con questo piazzato nel 7, accarezzato l'incrocio. Bonaccorsi, corner, palla in mezzo con sciolto fuori causa, Librizzi litiga col pallone. Uscita di Romano su una delle sporadiche e timide iniziative offensive della Cicatena e finisce così il primo tempo. Reti bianche al buon aiuto somma, si va all'intervallo sullo 0-0. Si riparte, minuto 3, Cacciola veloce nella rimessa, attenzione a Bonaccorsi, la fa rimbalzare e la mette dentro, la fa impennare quel tanto che basta per sollevarla, poco sotto la traversa il Mascalucia San Pio X in vantaggio al minuto 48. Lorenzo Bonaccorsi, il terzo centro personale in questa stagione, assolutamente meritato il vantaggio, l'1-0, colpito a freddo la Cicatena in questo inizio di ripresa, la determinazione di Lorenzino Bonaccorsi che fa il centravanti, il puntero per l'occasione, colpisce ed è 1-0. Intanto esce Camara, dentro Finocchiaro, dall'altra parte Natale Serafino sceglie Palma per Carbonaro, ma attenzione a Finocchiaro, subito in evidenza, lavora questo pallone
che si trasforma in assist per Randis. Non c'è feeling col gol oggi per il numero 9 biancazzurro. 17 gol sin qui realizzati, ma oggi solo polveri bagnate per il centravanti Cacciola. Capisce tutto sul tentativo di Di Bella, rapidità nella combinazione con Randis, può partire il contropiede, Cacciola ispira Finocchiaro in verticale, ottima la posizione, va però debole su Sciolto che ha gioco facile. Entra Di Maggio, lascia Belluso, nella Cicatena invece dentro Bella per Di Bella e poi Silvestri per Marziale. Ci provano gli ospiti, ma attenzione a quel che succede al minuto 30 esatto. Innescato Palma che platealmente finisce giù, non fa fallo Scarlata, l'arbitro Comito va invece per la punizione, ma è una scelta inappropriata. In ogni caso sarà calcio franco per la Cicatena. Lo specialista capitano Cordova sul pallone. La scodellata con l'effetto, esce Romano, c'è forse fallo su di lui, Bisicchia in corsa dalla traversa, Dama la ribattuta vincente, incredibile a Mascalucia, il pareggio della Cicatena al 31esimo, il gol di Dama, riparte più indemoniato di prima il Mascalucia, Bonaccorsi, la girata, Sciolto, salvataggio in corner, si va alla battuta dalla bandierina, palla dentro per Randis, la rete che però viene annullata e qui i dubbi sono tanti. Anche in questa occasione a terra un difensore biancorosso, secondo l'arbitro Comito c'è un fallo di Randis e si rimane così sull'1-1 tra le proteste. Intanto Di Maggio lavora a destra, va al cross su Cacciola, sbagliato il colpo di testa, l'azione è prolungata, prosegue poi dalle parti di Anastasio che si fa luce quasi dal fondo. Dalla parte sinistra, crossa col destro, attenzione a Di Maggio, la Cicatena è un muro umano, ma c'è Randis, il palo, è un assalto alla porta avversaria, il gol che non arriva, minuti scorrono inesorabili, ancora Bonaccorsi, pronto all'assist da destra, il cross su Randis, il colpo di testa non va. Ranno e Cucuzza dentro rispettivamente per Anastasio e Scarlata, mancano 5 minuti alla fine. Nella Cicatena spampinato per Dama e Aleo per Cerasuolo. Bonaccorsi, ennesimo corner, saranno oltre 10 nel conto del Mascalucia, mischia furibonda, conclude Ranno, Sciolto, ennesimo miracolo di giornata, non è proprio destino. Randis però non si arrende, qui c'è fallo a 20 metri dalla porta, siamo al 90esimo, forse l'ultima possibilità, sarà Gallo a battere, tutto pronto. Gallo, una magia di Agostino Gallo, il 2-1 del Mascalucia San Pio X, un finale col pathos, un finale di partita incredibile, come negli spettacoli più esaltanti. I biancazzurri bucano la porta avversaria all'ultimo assalto, Gallo al primo gol in campionato, il più bello della stagione, il più sofferto, la traiettoria sulla palla impressa con la parte alta dell'interno destro ed il pallone fissato poi sotto l'incrocio dei pali. 2-1 per il Mascalucia San Pio X, tornano così i 3 punti, quegli stessi che 8 giorni fa a Siracusa erano sfuggiti all'extra time e adesso vengono riconquistati in quell'antica denominazione di zona Cesarini, battuto la Cicatena 2-1 con tanta sofferenza ma con estremo merito, 38 punti, il quinto posto si avvicina. Il quarto pure inizia, forse adesso la fase più infuocata del campionato, a meno 6 dalla fine della stagione regolare. Giarre Corsaro contro la terza in classifica, vince 1-0 contro il Città di Rosolini, vittoria che permette al Giarre di rientrare nella griglia playoff. Grande vittoria invece del Paternò, 4-1 contro il Gela, guardiamo il servizio di Federica Zammataro. Più 3 punti in meno, 5 finali, 59 punti in classifica e 4-1 il finale dal Falcone Borsellino nella giornata numero 24 di campionato d'eccellenza, girone B, Paternò Calcio Gela FC. A dirigere la gara il signor Vincenzo Falco della sezione di Siracusa, coadiuvato da Cristiano Tina e Vincenzo Donzello, entrambi della sezione di Siracusa. Ma andiamo alla cronaca, al nono, la Piana si invola in area avversaria, prova la conclusione, la sfera viene deviata, poi intercettata da Carioto che spiazza il portiere, ma il guardalinee segnala la posizione irregolare. A seguire rimessa laterale affidata a Santo Privitera, palla in area, Passeu a pochi passi viene però ostacolato dai difensori avversari.
La palla viene poi neutralizzata dall'estremo difensore ospite. Al 18esimo cross di Tomaino per Scerra, che al volo con un bel gol porta i suoi in vantaggio. Al 24esimo corner battuto da Privitera, palla intercettata da Raimondi di testa, assist per la Piana, la sfera però si spegne alta sopra la traversa. Al 34esimo, su suggerimento di Coniglione, palla in area, il tentativo è di Baglione, rovesciata ma non inquadra lo specchio della porta. Un minuto dopo, rimessa laterale battuta da Privitera, Passeue supera gli avversari in velocità, mette palla al centro dove la Piana prova in sforbiciata al volo, la palla termina fuori di poco fra gli applausi del pubblico. Paternò non demorde al 36esimo, assist di Santapaola per Carioto che prova a piazzare sul secondo palo, la sfera termina fuori di un soffio. A seguire altra occasione sfumata, punizione battuta da Privitera al centro di testa Raimondi per Passeue, palla che poi culmina con il tentativo di Carioto che di prima intenzione prova la conclusione fortuitamente deviata dal difensore giallonero. Al 45esimo Passeue, servito da Carioto a pochi passi dalla porta, viene atterato da Caranza. L'arbitro lascia proseguire, la sfera viene recuperata dalla Piana che serve Carioto, che al centro non ci pensa due volte, spiazzando stavolta il portiere e ristabilendo la parità. A seguire il Gela prova a reagire ed impensierire Ferla, ancora con Scerra, ma il suo sinistro si spegne fuori al lato. Al 47esimo Paternò vicino al raddoppio, Coniglione sulla corsia di destra, cross al centro dove Carioto di testa prova la conclusione, ma Bucaria si trova sul posto giusto al momento giusto, negando la gioia del gol. Dopo 3 minuti di recupero, con il parziale di 1-1 si chiude la prima frazione di gioco. Secondo tempo al via con una prima sostituzione operata da mister Catalano, esce Godino, entra Cortese. A seguire lancio lungo di Bontempo a trovare Cortese in area che di sinistro prova a impensierire Bucaria, ma la sfera si spegne fuori. All'8º rimessa battuta da Privitera, respinge la difesa gelese, sfera che termina dalle parti di La Piana che da fuori area e di prima intenzione fulmina l'estremo difensore ospite e il gol del vantaggio rossazzurro. All'11esimo punizione battuta da Privitera, intercetta di testa in area Raimondi che però non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Al 15esimo altra sostituzione, esce Passeue, entra Scapellato. Al 23esimo sulla destra, gran numero di Scapellato che supera 2 avversari in velocità, mette palla al centro, un assist perfetto per Carioto che buca la rete siglando il gol del 3-1. 38esimo Santapaola sulla corsia di destra, salta in dribbling gli avversari, gran numero, penetra la difesa, mette al centro un ottimo assist sfruttato al meglio dalla Piana che non ci pensa due volte e mette a segno il gol del poker rossazzurro. Al 44esimo Privitera mette al centro per Raimondi che di testa sfuma un'altra occasione da gol. Ed intanto triplice fischio e finale pieno di emozioni al Falcone Borsellino, tifosi in delirio e gioia incontenibile per un altro tassello vincente in un percorso senza dubbio entusiasmante ma non sempre facile. Il Paternò dunque mantiene ancora una volta l'imbattibilità e si appresta a quota 59 punti, primo in classifica, ad affrontare le prossime 5 finali. Sentiamo pure le interviste realizzate sempre da Federica Zammataro al termine della partita. La partita sembrava facile sulla carta, però devo dire che partite facili in questo campionato non ce ne sono. Non è un caso che noi con le squadre basso fondo della classifica abbiamo avuto qualche difficoltà. Anche oggi ci siamo un pochino complicati la vita, anche se devo dire che l'approccio non è stato sbagliato, però non siamo riusciti subito a trovare gol. Su una ripartenza loro hanno trovato un gol anche molto bello, devo dire, e lì poi diventa un pochino tutto più difficile perché comincia il nervosismo, comincia un attimino l'ansia di recuperare il risultato, però devo dire che i ragazzi sono stati bravi ad acciuffare il risultato nella prima parte della gara, dopodiché abbiamo sistemato alcune situazioni nello spogliatoio e credo che poi la partita è finita. Dopo il 2-1, 3-1 abbiamo cominciato un po' a gestire il risultato. Per noi oggi era importante vincere
perché sappiamo che adesso, come ho detto sempre, le partite diminuiscono, adesso rimangono 5 partite importanti, visto che Sant'Agata oggi riposava era importante vincere, portare a casa questi 3 punti e mettere subito la testa da martedì per la partita in trasferta contro Giara. Questa vittoria va dedicata al nostro bomber Totò Cucuzza, perché con abnegazione, con professionalità ha portato lustro alla cittadina di Paternò. Ricordiamoci che a tutt'oggi è uno dei capicannonieri e dispiace che purtroppo l'abbiamo perso, per quello che ci risulta, l'ha detto anche lui. Niente, cosa dire, oggi il Gela, squadra tosta, giovani importanti, l'avete visto tutti, ben quadrati in campo, ci hanno sbandato, i primi 25-30 minuti ci hanno sbandato, però da piglio da grande squadra, non diciamo capolista perché poi qualcuno può anche storcere il naso, però da piglio da grande squadra siamo riusciti a ribaltare la situazione, siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti importanti mentalmente e moralmente, perché guardare quella classifica adesso con quei 7 punti di distacco, noi riposiamo l'ultima di campionato, intanto ci curiamo questo primato. Finisce 2-2 lo scontro di metà classifica tra Santa Croce e Real Siracusa Belvedere. Il Santa Croce non va oltre il pareggio contro il Real Siracusa, una gara sempre in rimonta per gli uomini di Gaetano Lucenti, che comunque recriminano contro la direzione di gara del signor Vazzano per 2 rigori netti non concessi nel primo tempo e nella ripresa. Al primo minuto rimessa con le mani di Ravalli, il pallone arrivava a Gravina che si involava verso la porta e veniva spinto clamorosamente, ma per l'arbitro Vazzano non c'erano gli estremi del rigore. Nell'azione successiva era Midole invece che trafiggeva la porta del giovane Salerno. Al 9° minuto assist di Floridia per Leone, il tiro era fuori di poco. Al 12° il Santa Croce conquistava il rigore su un tiro di Rosa, sul dischetto si presentava Leone che trafiggeva Scordino. Al 29° era nuovamente il Real Siracusa a portarsi in vantaggio con un tiro di Melluzzo dai 16 metri che non lasciava scampo a Salerno. Al 36° era nuovamente parità, rimessa con le mani di Ravalli, Leone tutto solo in aria si girava e trafiggeva Scordino. Al 39° occasionissima per il giovane Quartarone, ma il tiro era debole e Scordino faceva sulla palla. Era ancora il Real Siracusa al 13° a farsi avanti con Ruiz, il cui tiro andava sopra la traversa. Al 33° Di Rosa era ancora ben servito da Reinero, ma stavolta era bravo Scordino a parare. In attesa dello scontro diretto tra Città di Sant'Agata e Paternò, la griglia playoff ci sta regalando veramente tantissime emozioni. Vedremo cosa succederà. Parola adesso al punto di Giampaolo Montineri. Come il calcio siciliano, coronavirus, non coronavirus, noi non abbiamo avuto break, non ci sono state sospensioni, quindi i campionati siciliani dilettantistici stanno andando avanti. Girone A e Girone B hanno presentato dei piatti più o meno conosciuti. Magari nel Girone A si sono ristabilite le gerarchie con la sconfitta dell'Acragas con il Pro Favara. Tanti uomini del luogo favarese applauditi come il mister Vullo, e la gerarchia di classifica si ricompone nel modo giusto per come avevamo lasciato qualche settimana fa, nel senso che il Canicattino è sempre il secondo e sono sempre 6 punti dalla Dattilo che pur pareggiando
non si vede sminuire o diminuire il distacco dalle altre avversarie. E la San Cataldese mangia e rosicchia qualcosa all'Acragas e quindi magari, tra virgolette, ancora mancano tante partite, Sebbi Catania potrebbe sentire il fiuto di una posizione di playoff più convinta, più riguardevole per quello che sta facendo l'allenatore lentinese, un allenatore lentinese che incontrato qualche giorno fa era infastidito, non mi ha detto chiaramente cosa, mi ha detto parlerò soltanto a fine campionato oppure in fattori straordinari, quindi potrebbe essere il sottoscritto il fattore straordinario per far vedere, far capire perché è arrabbiato Sebbi Catania. Era presente a Lentini durante la partita di Lega Pro della scorsa settimana, infrasettimanale, e mi ha detto questa cosa, quindi io con serenità so come sono gli allenatori, allora ho lasciato scorrere, ma credo che ci si possa incontrare a breve come fu qualche anno fa. L'eccellenza la chiudiamo qui del girone A, perché in fin dei conti non è che ci sia tanto da andare a cercare e a scavare. Il girone B di eccellenza ha presentato 3 cose ben precise: la sfida Paternò-Sant'Agata continua, vincono tutte e due in modo diverso, un Paternò che va in rimonta ma poi vince largamente, il Sant'Agata fa il suo dovere fino all'avvicinamento di questo benedetto mese di marzo, 23 marzo, che sarà la sfida clou di questo campionato. Vince e comunque Ragusa rimane lì, il Giare fa il colpaccio a Rosolini, e questo è un pochino quello che un po' ha aperto questo canale, perché vince il Giare, vince il Palazzolo in trasferta a Pedara, e quindi questa sfida dei playoff, questo allineamento, no, continua fra quelle che stanno dietro il Sant'Agata. Certo, il Rosolini uscendo dalla corsa dai 2 punti della Sant'Agata si vede allontanare quello che poteva essere il grande obiettivo straordinario di fine stagione, anche perché il Rosolini incontrerà in casa sia il Paternò che il Sant'Agata. Quindi questa sconfitta in casa è un po' sorprendente, ma erano fra comprimarie dei playoff, quindi il gol di Abate fatto nel primo tempo non è stato poi rimontato, e quindi un campionato che nella settimana ha lamentato mediaticamente i fondi non arrivati, e poi è arrivato lo sponsor Floridia ufficiale che ha dichiarato andremo avanti fino alla fine. Diciamo che in un certo senso si fa capire che non ci sono luoghi tranquilli. Ragusa fa il suo dovere e c'è sempre questo post della domenica dell'allenatore Settineri quando vince, e poi c'è il post degli altri quando perde. Quindi viviamo in questo modo, sorridiamo, e sorridiamo anche in modo sarcastico per quella che è la storia dell'Atletico Catania, che esce sconfitto da Enna, la parodia dell'Atletico che ha, credo, comparse ormai a livello in stile cinematografico, perché in settimana è venuto fuori questo interessamento presso un avvocato agrigentino dove 3 uomini santi o sacrosanti o invisibili di diverse fatture, anche di etnia, perché c'è nel mezzo un'identità orientale, sono interessati all'Atletico Catania. È vero che si sta facendo in tutti i modi per mantenere l'Atletico Catania in vita, perché già ha avuto una esclusione, ma allo stesso tempo perdonatemi, stiamo a livello di Panciovilla, storico personaggio, perché chi si è presentato ieri con tutta la bellezza di poter indossare la divisa dell'Atletico Catania mi lascia perplesso. Comparse a scomparsa, io le chiamo, comparse a scomparsa. Certo, a fine anno, il famoso 31 giugno, chissà quante centinaia di tesseramenti verranno svincolati dall'Atletico Catania, perché credo che ci sia questo record assoluto in termini di numeri, dove l'Atletico Catania ogni settimana tessera giocatori nuovi, gente nuova dello stesso luogo, perché ieri sono stati presentati in campo soggetti e personaggi che vivono a Enna con la divisa dell'Atletico Catania, quindi a enfatizzare anche la vittoria dell'Enna sull'Atletico Catania. Quindi calmi, cioè come dice qualcuno, sta calmo. Ora domenica chissà dove prenderanno le nuove comparse l'Atletico Catania prossima, che andrà a giocare a Gela. Quindi comparse e scomparse, siamo arrivati proprio a un discorso di attori cinematografici che sono quelli che vivono improvvisamente un momento di gloria e poi spariscono nel nulla. Non vengono nemmeno menzionati nei cinema le comparse, però vengono fuori le distinte.
la guerra ai playoff e le posizioni playout. L'Enna sicuramente di beneficio dopo la vittoria di Palazzolo ha trovato, diciamo, il canale giusto, quindi la Trio Catania vede a un punto lo Sporting Pedara e significa anche la possibilità di fare il playout in casa, sempre se poi si faranno, perché le distanze iniziano ad essere anche quelle dei regolamenti. E marzo, vi chiudo con questa, ho ricevuto una telefonata in settimana, è attendibilissima e mi ha sorpreso, tant'è che con la persona c'è un rapporto fantastico, mi ha detto: Monti, tu che conosci migliaia di persone, perché il tuo settore è sempre vario e variegato, se trovi qualcuno che voglia fare il presidente da noi già siamo 12 soci sostenitori, noi abbiamo a disposizione da qui all'anno nuovo struttura nuova, quindi campo nuovo, abbiamo accanto una piscina, abbiamo accanto la possibilità di avere un albergo che possa essere usato foresteria. Ci serve qualcuno che si proietti da noi con passione nel nostro progetto. Mi hanno chiesto di andare a cercare un facoltoso presidente come ruolo, però che forse non potrebbe avere il 51%, però forse dico. Quindi faccio l'annuncio: se c'è qualcuno che voglia fare il presidente, mi contatti privatamente. Ciao Penalty, ciao Ettore, è così, cioè non possiamo, tutto capita non per caso però. Ciao ciao. Grazie Giampaolo, voglio anche ricordare che domenica prossima ci saranno due partite importantissime in questo girone B del campionato di eccellenza, Città di Sant'Agata che ospiterà il Ragusa e soprattutto lo scontro al vertice tra Giarre e Paternò. È veramente un campionato emozionantissimo, complimenti a tutte le squadre che stanno partecipando, in questo caso in questo girone B del campionato di eccellenza. E adesso, come al solito, ci fermiamo, è arrivato il momento della pubblicità, rientreremo in studio tra poco e parleremo dei 4 gironi del campionato di promozione. Come non mai i 4 gironi del campionato di promozione in questa stagione 2019-2020 stanno veramente regalando tantissime emozioni con risultati anche abbastanza sorprendenti. Iniziamo subito a parlare del girone A. Anche qui siamo alla 9ª giornata di ritorno, guardiamo subito i risultati. Città di Casteldaccia Bagheria 0-0, Albatros Lercara 2, Villabate 0, Città di San Vitolo Capo batte Casteltermini 1-0, Dolce Onorio Folgore batte Gattopardo 4-0, Unitas Sciacca 1, Camarat 0, Nissa FC batte Empedoclina 2-0, Partinica Audace batte Casteldaccia 2-0, Mazzarese.2 batte Lascari 5-1. In classifica continua il testa a testa tra Unitas Sciacca e Dolce Onorio Folgore. Guardiamo la classifica. Unitas Sciacca 56, Dolce Onorio Folgore 55, Casteltermine e Mazzarese.2 49, Albatros Lercara 43, Empedoclina 37, Nissa FC 33, Casteldaccia 32, Lascari 31, Città di San Vitolo Capo Partinica Audace 30, Bagheria 26, Città di Casteldaccia 25, Camarat 19, Villabate 14, Gattopardo 7.
È ormai un testa a testa tra Unitas Sciacca e Dolce Onorio Folgore. Il Casteltermini sembra avere un po' mollato. Vedremo cosa succederà. Ricordando che se la seconda in classifica ha più di 10 punti nei confronti della terza, anche in questo caso la seconda in classifica potrà accedere direttamente al campionato di eccellenza. Passiamo adesso a parlare del girone B. Anche in questo girone abbiamo due squadre che stanno lottando per vincere questo campionato di promozione. Parliamo dell'Igea 1946 e dell'Acquedolci. Guardiamo i risultati di questa nona giornata di ritorno. Acquedolcese Gioiosa 1-1, Sinagra Torrenovese 1-1, Acquedolci batte Sant'Angiolese 2-0, Rocca di Caprileone 3, Due Torri 2, Gangi batte Nuova Rinascita 1-0, Merì batte Profalcone 1-0, Stefanese Castelluccese 2-2, Igea 1946 batte Super Giovane Castelbuono 2-0. Classifica immutata, pertanto in testa troviamo sempre l'Igea 1946 con 61 punti, 58 Acquedolci, 46 Sant'Angiolese, 41 Due Torri, 37 Acquedolcese, 36 Rocca di Caprileone, 34 Gioiosa, 33 Sinagra e Gangi, 31 Castelluccese, 27 Nuova Rinascita, 24 Profalcone, 23 Merì, 20 Super Giovane Castelbuono, Torrenovese 18, ultima in classifica la Stefanese con 14 punti. Ed iniziamo subito con le immagini, subito lo scontro salvezza vinto dal Merì 1-0 nei confronti del Profalcone. Nel match salvezza tra Profalcone e Merì vince la formazione ospite guidata da Felice Miceli, che grazie alla rete nella ripresa di Impalà porta a casa 3 pesantissimi punti in ottica permanenza. Con questo successo infatti la formazione meriense si porta fuori dalla zona play-out a -1 proprio dal Profalcone. Sesta vittoria in campionato, la quarta fuori casa per il Merì, che riscatta così la sconfitta patita nel match di andata. Una gara che si apre subito con il Merì pericoloso, con la punizione calciata da Dell'Oro che sfiora di poco il palo alla sinistra del portiere. La risposta del Profalcone con un'altra punizione, quella di Virgilia, che trova Rotella alla parata centrale. Poi al 27esimo i locali reclamano un calcio di rigore su Cottone, l'arbitro Lazzara lascia giocare e poi arriva la conclusione di Mantarro, bloccata senza problemi da Rotella. Al 45esimo è ancora la formazione di casa a cercare la via della rete con il calcio piazzato di Carini, che dalla distanza impegna ancora alla parata centrale Rotella. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo, una ripresa che vede subito il Profalcone tentare la via della rete con la solida punizione di Carini. Rotella in tuffo è bravo e blocca il tiro. Al 50esimo c'è ancora la formazione di casa a provarci con il destro secco da parte di Carini, che sfiora il palo alla destra del portiere Rotella. Insiste ancora la compagine di Tonino Leone, il solito Carini mette scompiglio in area di rigore del Merì, ma Rotella è bravo e gli nega la gioia del gol. Poi anche Mantaro a tentare la via della rete con un tiro cross dal fondo che non trova nessuno in area di rigore. Ancora il Profalcone che insiste con il tiro di Matteo Alessandro, che non c'entra di poco lo specchio della porta. Bersaglio però che al minuto 61 inquadra perfettamente il Merì con Impalà, che dal limite dell'area trova l'angolo più lontano dove Drago non può arrivare, facendo così Profalcone 0, Merì 1 e gol numero 2 in campionato per Impalà, che regala di fatto alla formazione di Felice Miceli 3 pesantissimi punti in chiave salvezza. Nonostante il gol incassato, la formazione di Tonino Leone prova a ristabilire la parità. Al 71esimo ci sarebbe il gol di testa da parte di Virgilia, ma il signor Lazzara, su indicazione del primo assistente Torre, annulla per un presunto fuorigioco. Poi il Merì prova a chiudere i conti e c'è il colpo di testa di Trimboli che manda sull'esterno della rete il possibile 0-2. Nel finale il Profalcone tenta il tutto per tutto, c'è la conclusione sotto misura di Alessandro Matteo che manda a fil di traversa, e poi all'89esimo ancora la punizione di Torino Leone, Virgilia che sulla ribattuta sciupa così il possibile gol del pareggio. Poi non succede più nulla, finisce dunque 1-0 per il Merì, che centra così la sesta vittoria in campionato, la quarta fuori casa, si porta in quartultima posizione fuori dalla zona play-out a quota 23 ad una sola lunghezza dal Profalcone.
Sarà sicuramente un finale di campionato al cardiopalma, sia per quanto riguarda la zona retrocessione che per quanto riguarda la zona promozione, nonché anche quella riguardante i play-off. Per intanto comunque l'Igea 1946 continua a vincere 2-0 fuori casa contro il super giovane Castelbuono. Guardiamo il servizio. 12ª vittoria di fila per l'Igea 1946 che passa anche allo stadio comunale Luigi Failla di Castelbuono e conquista di fatto 3 punti fondamentali per il proseguo della stagione. Una vittoria alla numero 20 in campionato, l'8ª fuori casa per i ragazzi guidati da Peppe Furnari che si confermano in testa al girone B di promozione con 61 punti e mantengono di fatto le 3 lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice l'Acquedolci. Una gara che per l'Igea però si mette male perché dopo 8 minuti la formazione barcellonese perde per infortunio l'attaccante Fabio Aveni, un problema alla spalla per il numero 9 giallorosso che è costretto a lasciare il campo per Giuseppe La Spada. Dalla punizione che ne esegue l'Igea potrebbe passare in vantaggio con il colpo di testa da parte di Sciotto che però non riesce ad indirizzare verso il bersaglio l'assist di Alosi. La risposta della super giovane Castelbuono con il mancino da parte di Cangemi che sfiora il palo alla sinistra del portiere Lo Monaco. Poi però l'Igea torna a spingere e al minuto numero 19 è il neoentrato Giuseppe La Spada a reclamare un penalty ai suoi danni. Il signor Buzzone lascia giocare. Insiste comunque la compagine del presidente Stefano Barresi con il cross di Palodetti e Giuseppe La Spada che non arriva all'appuntamento per questioni di centimetri. Gli sforzi della formazione barcellonese però vengono premiati al minuto 28 quando Giuseppe La Spada riceve l'assist di Alosi e fa da sponda per il colpo di testa di Marco Palodetti che da pochi passi non sbaglia, facendo così Castelbuono 0, Igea 1 e gol numero 17 in campionato per l'ex centravanti del Camaro a segno da 6 giornate consecutive. Con la strada spianata la formazione di Peppe Furnari prova subito a chiudere i conti al 38esimo. Giuseppe La Spada non arriva per centimetri all'appuntamento con il pallone. Poi al 42esimo altro rigore reclamato dai giallorossi su Genovese, ma anche in questa circostanza il direttore di gara lascia giocare. Prima del duplice fischio c'è un'altra occasione per l'Igea con la conclusione da fuori di Bucolo che trova la deviazione e il pallone che finisce in corner. Con le nostre immagini siamo già nel secondo tempo, una ripresa che si apre con l'Igea pericolosa. Dopo 3 minuti il destro di La Spada però finisce di poco alto sopra la traversa. Al minuto 58 è invece Genovese a sfiorare la rete con un sinistro che fa la barba al palo della porta difesa da Bellino. Insiste ancora la compagine barcellonese e al minuto 63 Sciotto si ritrova solo davanti a Bellino e sciupa così la palla del 2-0. Scampato il pericolo, la super giovane Castelbuono tenta di rientrare in partita, c'è la conclusione sotto misura di Cangemi, ma il pallone finisce alto sopra la traversa. Passano pochi minuti ed è ancora la squadra di casa a tentare la via della rete con il sinistro da parte di Gennaro che non c'entra però lo specchio della porta. Nel finale poi l'Igea prova a chiudere i conti al minuto 83, il mancino di Giuseppe La Spada costringe agli straordinari il portiere Bellino. L'estremo della super giovane Castelbuono si supera anche all'89esimo mettendo in angolo il destro di Genovese. Al 90esimo però l'Igea chiude definitivamente i conti quando Alberto Mondello dalla destra entra in area e mette al centro per Crifò che col destro questa volta non lascia scampo al portiere Bellino, facendo così Castelbuono 0, Igea 2, secondo gol con la maglia giallorossa per l'ex della città di Sant'Agata. Poi non succede più nulla, vince dunque l'Igea. Con questa vittoria la formazione del presidente Stefano Barresi si conferma in testa al campionato con 61 punti, mentre la super giovane Castelbuono rimane in terzultima posizione con 20 punti. Con un secco 2-0 l'Acquedolci liquida la Sant'Angiolese e la tira fuori a questo punto dalla corsa finale per quanto riguarda la vittoria in questo girone B del campionato di promozione. Ormai è veramente un gioco a due tra Igea 1946 e la stessa Acquedolci. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone C. Un girone C che ci ha regalato tantissime sorprese in queste ultime 3 settimane.
l'Aci Sant'Antonio che perde lo scontro diretto in casa contro il Milazzo ed un Milazzo invece che le 2 settimane successive perde 2 partite fondamentali. E adesso a questo punto l'Aci Sant'Antonio riconquista punti e continua a veleggiare verso la vittoria finale in questo girone C appunto del campionato di promozione. Guardiamo i risultati di questa domenica. Messana batte Real Aci 2-1, Atletico Messina batte Ciclope Bronte 1-0, Sporting Taormina 2, Milazzo 1, Sporting Viagrande batte Palagonia 2-1, Aci Sant'Antonio 4, Gescal 1, Città di Misterbianco, Città di Calatabiano 0-0, FC Motta batte Valdinisi 3-1, Ionica batte Villaggio Sant'Agata 2-0. Adesso sono 11 punti di vantaggio dell'Aci Sant'Antonio contro la nuova seconda in classifica, ovvero la Ionica. Guardiamo la classifica. Aci Sant'Antonio 60, Ionica 49, Milazzo 48, Atletico Messina 45, FC Motta 44, Sporting Taormina 41, Città di Calatabiano 36, Real Aci e Messana 27, Gescal e Sporting Viagrande 26, Ciclope Bronte e Palagonia 23, Valdinisi 22, Città di Misterbianco 19, chiude Villaggio Sant'Agata 13 punti. Ed iniziamo dalla vittoria dell'Atletico Messina che vince 1-0 nel difficile campo di Bronte. La cura bombara ad Alessandro sembra aver portato finalmente i giusti frutti in casa Atletico Messina, 2 vittorie consecutive per rilanciarsi in classifica. Arbitra la partita il signor Pierpaolo Longo della sezione di Catania, Pierluigi Fazzi della sezione di Enne, Gabriele Maria Lombardo della sezione di Caltanissetta, i suoi assistenti, tutto pronto per il film del primo tempo. Grazie alle immagini a cura di Mirko Giacobello si dà la carica, la formazione bianca-azzurra e poi si potrà partire con la prima parte di gara. La nostra sintesi si apre al minuto 9 con un tentativo da parte di Teriaga, nessun problema però per la Min Sanné in questo caso. Scorriamo fino al 22esimo, attacca ancora il Ciclope Bronte con Salanidri che serve per Musumeci, prova a calciare così, prima non è perfetto Sanné, poi riesce tranquillamente a evitare il pericolo. Calcio di punizione in casa Atletico Messina, ci prova Giuseppe Quintoni, c'è una deviazione e poi la svirgolata sfiora l'autogol. In questo caso la formazione del Ciclope Bronte con Merito dall'angolo che ne consegue Quintoni per Mariano Russo che prova a girare, a indirizzare non trovando però lo specchio della porta al 30esimo. Lancio lungo di Merito per Musumeci che di testa serve Salanidri, attenzione a Salanidri che mette in area di rigore, ottima la chiusura di Pantano in questo caso su buon accorso. Al 31esimo De Marco mette il pallone per Princi che poi si appoggia a Quintoni, conclusione potente ma non precisa. Ultima azione della prima frazione, 34esimo, punizione da parte di Musumeci allontanata dalla difesa dell'Atletico Messina, si lancia un giocatore del Ciclope Bronte sulla sfera, si tratta di Giraldo che però non inquadra lo specchio. Conclusa così la prima parte di gara 0-0. Amici della Wii Sport, fino a questo momento a Bronte né vinti e né vincitori, equilibrata la sfida tra Ciclope Bronte e Atletico Messina. Vedremo chi nella seconda parte di gara riuscirà a fare di più. Subito un cambio, 56esimo, entra Portomero per Pasquale Princi, passa un minuto, rimessa laterale di Giraldo, Teriaca prova a calciare alto sopra la traversa. 59esimo, Daniele Morabito inventa questa sventagliata, serve Pantano che stoppa in area di rigore, prova a passare, Basile lo atterra così, calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara, ben appostato, troppo alta la gamba del difensore in maglia gialla e allora Pantano si guadagna un calcio di rigore probabilmente fondamentale. Portovero sul punto di battuta, la rincorsa ma Palermo intuisce tutto ed evita il gol del vantaggio dell'Atletico Messina. Ghiotta chance sprecata da Samuel Portovero, 60esimo, calcio d'angolo ancora Atme che ci prova con Quintoni che prova a mettere dentro, Bonanno sul secondo palo, chiude ma è in ritardo e non riesce a piazzare il colpo. 62esimo, entra a campo proprio per Bonanno al 71esimo, reclama un calcio di rigore anche il Ciclope Bronte ma qui Sanné in presa bassa prende solamente la sfera. Al minuto 76 ci sarà un altro cambio per il duo tecnico Bombara d'Alessandro, infatti l'ariete cambia, fuori Franco Lacorte, dentro Frank Gargiulo. Al 78esimo però rimane a terra un giocatore del Ciclope Bronte, Quintoni va a lanciare il pallone sull'out destro, Portovero lo può controllare, si continua a giocare, ancora Portovero, prende spazio Portovero, prova a mettere dentro una deviazione, ancora Portovero, sbuca, mette dentro, c'è Campo, poi Gargiulo, ancora Campo, si avventa sulla sfera,
0-1 Atletico Messina, arriva il gol del vantaggio, ma tantissime le proteste in casa Ciclope Bronte, perché come abbiamo visto al nostro rallenti tutto parte con un giocatore della formazione padrone di casa ancora giù per infortunio. Si scatena una mini lista tra le panchine, verrà espulso Pasquale Principe al minuto 85 minuti dopo si perde completamente la testa a Bronte, viene allontanato anche un effettivo della panchina della formazione locale. Secondo giallo per Romano, resta in 10 uomini il Ciclope Bronte e allora l'Atletico Messina vede i 3 punti, vede la vittoria. Ci sarà un cambio proprio allo scadere al 94esimo dentro Giovanni De Marco per Portovero, poi il triplice fischio, l'Atletico Messina conquista la terza vittoria consecutiva. Un cordiale saluto e alla prossima. La Ionica si sbarazza del Villaggio Sant'Agata e balza al secondo posto in questo girone C del campionato di promozione. La Ionica vuole agganciare il secondo posto dopo lo stop inaspettato della giornata di ieri da parte del Milazzo. Pressa l'Atletico Messina alle spalle, i santateresini non possono fallire contro il Villaggio Sant'Agata. Arbitra la partita il signor Valerio Gambacurta di Enna, assistenti Francesco Conti, anch'esso di Enna, così come Marco Ricco Bene. Tutto pronto al comunale di Montepò per il film del primo tempo. Dopo 10 minuti Savoca mette questo pallone in mezzo, ci prova subito Max Gagliardo, ma riesce ad allontanare la difesa della formazione del Villaggio Sant'Agata dall'11esimo dal corner che ne segue Ninkovic, colpisce direttamente il palo, subito Ionica in pressione al 14esimo. Ortiz accomoda qui per la Forgia che controlla, decide di scagliare questo destro e batte il portiere. La Ionica in vantaggio, nemmeno un quarto d'ora e subito l'acuto da parte di Corrado La Forgia che sblocca il risultato al 19esimo. Non si ferma la Ionica, Ninkovic lancia ancora per la Forgia che batte il portiere 0-2 in 5 minuti. Corrado La Forgia mette in discesa la partita per la Ionica, doppietta clamorosa per l'attaccante di mister Costantino, ma che assist da parte di Jan Ninkovic. Minuto 25, rimessa laterale di Giuseppe Savoca, serve ancora La Forgia, oggi è scatenato, prova questo destro ma lo alza un po' troppo. Minuto 29, attenzione a Razza dall'altra parte, il suo tentativo di dribbling passa in mezzo a due, Razza riesce a saltare anche il terzo avversario, Razza a tu per tu con Pontet, viene murato però dalla difesa santateresina. 32esimo è Gagliardo a attivarsi, mettere dentro il pallone per Jan Ninkovic che prova a servire dentro Ortiz, a botta sicura, colpisce un palo clamoroso la Ionica. Finisce così il primo tempo al Montepò, amici della Wisport, 0-2 tra Villaggio Sant'Agata e Ionica. Decide la doppietta di Corrado La Forgia. A inizio secondo tempo non cambia il copione, 50esimo angolo di Ninkovic che trova San Filippo, non riesce però a deviarla verso lo specchio. 55esimo, attenzione a un calcio di punizione, Pontet riesce ad allontanare in calcio d'angolo smanacciando. Minuto 58 è Gagliardo ad appoggiare per Scotti, il giovanissimo calciatore della Ionica scodella il pallone dentro Ortiz, stop, attenzione a quell'Ortiz che prova questo pallonetto, colpisce la traversa, azione bellissima della Ionica, avrebbe meritato il gol del 3-0. Attenzione però a Razza dall'altra parte, sempre lui il più attivo del Villaggio Sant'Agata, alza un po' troppo la mira. Minuto 60 esce Ortiz dentro Alessio Savoca, un po' più leggero adesso l'attacco di mister Costantino che al 62esimo però vede ancora i suoi attaccare e provarci così col mancino, ma il Villaggio Sant'Agata si salva grazie all'intervento di Marletta. Passano 8 minuti, Alessio Savoca dall'out mancino mette il pallone dentro, stop e gol 0-3 da parte di Jan Ninkovic, gol facile della Ionica al 77esimo, però occhio perché c'è un pericolo proprio per la difesa santateresina, pallone scodellato dalla sinistra, c'è questo intervento in area per il direttore di gara, ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Sul punto di battuta si presenta Caniglia, parte il numero 11 che spiazza Pontet, arriva l'1-3 del Villaggio Sant'Agata che prova in questi ultimi minuti a dare un po' di senso alla sua partita. 78esimo il momento di Lombardo nelle file della Ionica. 83esimo entra anche Florio al posto del difensore argentino Lucero. 88esimo ultima occasione, Alessio Savoca calcio d'angolo ribattuto, ci prova Trovato ma alza la mira, triplice fischio al comunale Montepò. La Ionica conquista il secondo posto ai danni del Milazzo vincendo per 3-1 contro il Villaggio Sant'Agata, doppietta di La Forgia. In questo girone C l'Aci Sant'Antonio ritorna a volare, ha ritrovato determinazione e convinzione. Vince in casa 4-1 contro la Gescal, guardiamo il servizio.
Bentrovati amici appassionati, un'altra domenica di passione dal comunale di via Don Luigi Sturzo per raccontarvi del 24esimo tornante il campionato di promozione siciliana per il girone C. La capolista ACI Sant'Antonio ospita il Gescal. E si può partire a inizio in questo momento ACI Sant'Antonio contro Gescal. Tomarchio in sul Praz, Tomarchio cerca assistenza, la trova il Romeo, si rifugia in Orofino, azione perimetrale dell'ACI Sant'Antonio, sterza Orofino, ci prova col mancino Orofino, eccola la prima occasione di questa partita. Aleo, palla dentro di Aleo per Sinatra, stoppa Sinatra, c'è qualcuno alle sue spalle e Tomarchio prova col collo esterno destro alto sulla trasversale dove occupato da Daniele Giordano, proprio Casale. In questo momento ci prova Matteo Casale a sfruttare anche il rimbalzo del pallone. Sinatra un po' di spazio, Sinatra con la bomba, ci mette i guantoni Panarello e poi Borzi da pochi passi non riesce a correggere in rete. Straordinaria, stiamo parlando infatti di una formazione che sta di fatto stracciando il record. Attenzione, incredibile! La palla non è entrata, allora prova Aleo a dare il colpo di grazia e ci riesce il gol dell'ACI Sant'Antonio, l'Arachiri da parte di Rosario Panarello. Sfortunato il numero 1 del Gescal con questa palla impazzita che è rimasta sulla linea, l'ha raccolta Daniele Aleo e ha potuto siglare la terza rete in campionato. Classe 2002 Andrea Di Stefano, qui intanto Sinatra scambia con Aleo, Sinatra un po' di spazio, Sinatra calcia in porta, l'Eurogol di Salvo Sinatra, l'ACI Sant'Antonio fa sul serio 2-0, sesta rete in campionato per il Maradonina di Paternò. Antonuccio un po' di confusione in area di rigore, prova allora a risolverla Di Stefano, poi il tentativo da parte del numero 8 Creazzo, ma c'è il miracolo da parte di Vento. Redarguisce la coppia Antonuccio-Sardo, il direttore di gara Montevergine dall'ok in questo momento. Interessante la traiettoria sul secondo palo per Marco De Salvo che accorcia le distanze per tranquillamente mantenere la categoria. Torniamo in campo però con Borzi che allarga Borzi, il palo di Orazio Borzi a negare la 12ª marcatura al capocannoniere biancazzurro. Prova a servire allora tra le linee Sinatra, ci riesce, si può scatenare in velocità Borzi forse anticipa pure Panarello, Borzi, ma il salvataggio miracoloso da parte di Cristian Antonuccio. Eccolo qui il duplice fischio del direttore di gara Salvatore Montevergine, squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 2-1. Ricordiamo i marcatori per l'ACI Sant'Antonio: Daniele Aleo e Salvatore Sinatra. Marco De Salvo ha accorciato le distanze per il Gescal. E allora siamo pronti per raccontarvi del secondo tempo di questa sfida. Sono tornate in campo le due formazioni, ricordiamo il parziale: ACI Sant'Antonio in vantaggio per 2-1 sullo Gescal. Il Gescal, De Carlo elude l'intervento però di Brancato e ora il triangolo con De Carlo, Sinatra, la scodellata dentro per Aleo e questa è buona, la rete del 3-1, la quarta marcatura in campionato, seconda quest'oggi di Daniele Aleo. Prende le distanze allora l'ACI Sant'Antonio, prendersi anche gli applausi dei propri tifosi. Daniele Aleo, Danilo Gulisano, esce invece De Carlo, entra Caponnetto, esce invece Santo Orofino. Spazio al numero 18 allora Cavallaro. Un altro cambio per mister Torrisi, si prende gli applausi Sebastiano Sardo. Finali in quanto molte partite hanno avuto inizio alle 2:30. Qui però Borzi, palla dentro per Gulisano, 4-1 dell'ACI Sant'Antonio, la quinta marcatura in campionato di Danilo Gulisano, che va a prendersi l'abbraccio anche del proprio assistman Orazio Borzi. Andiamo a vedere chi uscirà in favore di Luca Panassidi. Quindi 4-1 il parziale quando siamo al 25esimo. Esce Sinatra, la caratura degli uomini in campo. Partita che all'andata terminò per 1-0. Qui intanto La Rocca va vicino alla gioia personale, si era girato in un fazzoletto il numero 9, andato vicino alla sua sesta marcatura stagionale. Angelo, fischietto alla bocca, triplice fischio, game over al comunale di via Don Luigi Sturzo. L'ACI Sant'Antonio si impone sul Gescal per 4-1. Facciamo un po' di ordine. ACI Sant'Antonio che è passato in vantaggio grazie alle marcature tra il 19esimo e il 20esimo di Daniele Aleo e Sinatra. Accorciava le distanze per il Gescal Marco De Salvo. Nella ripresa però suggellano il definitivo 4-1. Ancora una volta Daniele Aleo e il punto esclamativo di Danilo Gulisano.
La griglia delle 4 squadre play-off sembra ormai definita, anche se sicuramente lo Sporting Taormina non mollerà facilmente. Voltiamo pagina, adesso parliamo dell'ultimo girone del campionato di promozione, parliamo del girone D. Vincono tutte le squadre di testa, guardiamo i risultati. Megara Augusta batte Caltagirone 3-0, San Paolo Priolo 3, Armerina 2. Modica Calcio batte Atletico Scicli 2-1, Città di Comiso Don Bosco 2000 3-2, Virtus Ispica batte Frigentini 2-1, Pozzallo batte Leonfortese 3-0, Siracusa batte Floridia 4-0, RG batte Sporting Eubea 1-0. In classifica conferma per il Siracusa, in testa con 53 punti, Pozzallo e Megara Augusta 50, Caltagirone e Modica Calcio 41, Città di Comiso 39, Virtus Ispica e Floridia 36, Frigentini 30, Sporting Eubea 28, Leonfortese 27, RG e Armerina 25, Atletico Scicli 20, Don Bosco 2000 17, chiude la classifica San Paolo Priolo 12 punti. Vincono le inseguitrici, entrambe per 3-0, il Megara Augusta contro il Caltagirone ed il Pozzallo contro la Leonfortese. A questo punto bisogna sperare per forza in qualche scontro diretto, altrimenti il Siracusa tra qualche settimana potrebbe effettivamente già festeggiare la promozione in eccellenza. Anche in questo caso vedremo cosa succederà. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, non cambiate canale perché tra poco rientreremo in studio e come al solito concluderemo la nostra trasmissione con i 7 gironi del campionato di prima categoria. Ultimo segmento della nostra trasmissione, parliamo di prima categoria, naturalmente siete con penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, siamo in onda ogni martedì sera a partire dalle ore 21 su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. 7 gironi del campionato di prima categoria, apertissimi i risultati chiaramente in alcuni gironi, in altri probabilmente i giochi sembrerebbero già fatti. Partiamo subito con il girone A e diamo lettura dei risultati. Castellammare batte Giardinellese 5-0, Città di Cinisi batte Real Menfi 4-2, Balestrate batte Icarense 4-1, Gibellina 3, Valderice 0, Città di Carini Altofonte 1-1, Fulgatore batte Erice Borgocià 2-1, ha riposato il San Giorgio Piana. In classifica abbiamo la conferma del Fulgatore, in testa con 48 punti, Città di Carini 36, Icarense e Città di Cinisi 35, Balestrate 34, Gibellina 32, San Giorgio Piana 27, Real Menfi 21, Valderice 17, Castellammare 16, Giardinellese 14, Erice Borgogià e Altofonte 10 punti. Passiamo adesso al girone B. Questi i risultati: Real Trabia Calcio Rangers 1-1, Palermo Calcio Popolare batte Città di Petralia Sottana 5-0, Sporting Termini batte Real Casale 2-0,
Real Suttano Città di Petralia Soprana 1-1, Città di Castellana batte Rocca Palumba 3-1, Valle d'Olmo batte Cerda Giuseppe Macina 3-0. Ha riposato la prima in classifica, ovvero la Resuttana. Resuttana che conferma comunque di essere leader in questo girone B del campionato di prima categoria. Guardiamo la classifica. Resuttana 52, ben 10 punti di distacco nei confronti dello Sporting Termini, al secondo posto con 42 punti. 35 Valle d'Olmo, 34 Palermo Calcio Popolare, 30 punti Città di Petralia Sottana, 28 Città di Petralia Soprana, 26 Città di Castellana, 20 Real Trabia, Real Suttano e Cerda Giuseppe Macina 15 punti, Real Casale Calcio Rangers 13, Rocca Palumba 7. Se per il primo posto la Resuttana ha praticamente messo quasi un piede in promozione, per la seconda piazza lotta piena tra Sporting Termini e Valle d'Olmo. Anche in questo caso bisogna aspettare sicuramente, probabilmente, lo scontro diretto. Parliamo adesso del girone C. Questi risultati: Furna di Portorosa batte Sfarandina 1-0, Aquila Rodi Milici 1-1, Futura batte Protonnarella 3-0, Nasitana batte Tresse Brolo 3-1, San Fratello batte Città di Galati 4-0, Città di Mistretta 2, Stefano Catania 0, Umbertina Rosmarino 1-1. Allunga il San Fratello in classifica grazie alla sua vittoria e alla contemporanea sconfitta della Sfarandina. Guardiamo la classifica. San Fratello 49, Sfarandina 45, Aquila e Futura 44, Città di Mistretta 39, Nasitana 36, Furna di Portorosa 27, Città di Galati 24, Protonnarella e Stefano Catania 18, Rodi Milici 17, Rosmarino 15, Tresse Calcio Brolo 9, Umbertina 8. Rientrano in corsa Aquila e Futura grazie a questa sconfitta della Sfarandina, pertanto giochi aperti per il secondo posto. E adesso parliamo del girone D. In questo girone abbiamo la conferma della Nuova Azzurra. Guardiamo i risultati. Fiume di Nisi batte Sant'Alessio 2-1, Nuova Azzurra batte Juvelinia 58 3-1, Real Sud Nino Di Blasi batte Orsa Promosport 7-0, Promende batte Robur 3-0, PGS Luce 3, Saponara 0, Monforte San Giorgio batte Academy San Filippo 2-1, Duilia batte Casalvecchio Sicolo 3-2. In classifica Nuova Azzurra conferma in testa con 47 punti, 43 Duilia e Promende, 37 Casalvecchio Siculo, 35 Real Sud Nino Di Blasi, 32 Sant'Alessio e Fiumi di Nisi, 28 Orsa Promosport, 26 Monforte San Giorgio, 24 PGS Luce, 17 Juvelinia e Robur, 16 punti Saponara, 3 punti Academy San Filippo. Abbiamo due servizi da farvi vedere in questo girone D del campionato di prima categoria. Iniziamo con l'assonante vittoria 7-0 del Real Sud Nino Di Blasi. Dopo la pausa di metà febbraio si torna a giocare nel campionato di prima categoria a Garden Sport di Emilia Marina, amici della Wisport, per il 20° turno che vede il Real Sud di Mister Peditto affrontare l'Orsa Promosport, i padroni di casa reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Sant'Alessio, ospiti di Mister Bucca, dallo 0-0 casalingo contro la Promende. Arbitra la partita il signor Antonio Scirè Brialei della sezione di Catania. Possiamo partire col film del primo tempo grazie all'immagine a cura di Francesco Morabido. Oggi veste di giallo il Real Sud, risponde l'Orsa Promosport in rosa. 10 minuti, Marco Scivolone difende bene il pallone, può caricare il mancino, c'è una deviazione, si avventa sulla sfera Trimarchi, vantaggio Real Sud subito alla prima occasione. La formazione di Mister Peditto sblocca il risultato, D'Amico non può nulla, favorito Trimarchi in questo caso dalla deviazione di un difensore, ma ciò che più conta è l'1-0 del Real Sud e continua a spingere con Acquaviva che serve il pallone dentro per il tiro di Bonamonte. D'Amico riesce a deviare
Passano 9 minuti, Real Sud ancora pericoloso, c'è un calcio d'angolo di Bonfiglio, il pallone viene allontanato, sulla sfera si avventa e colpisce così per il gol del 2-0 Brancato. Ancora Real Sud, partita in netta discesa per la formazione di Mister Peditto, ha segnato anche il difensore. Adesso al 34esimo Marco Scivolone riceve il pallone in area di rigore, prova a saltare gli avversari ma viene atterrato, calcio di rigore, non ha dubbi il direttore di gara, in questo caso il signor Brialei della sezione di Catania, e manda dagli 11 metri la formazione di Mister Peditto. Sul punto di trasformazione si presenta Bonfiglio che spiazza il portiere. 3-0 Real Sud, ancora una volta la carica della formazione bianco-verde, sembra tutto facile quest'oggi. Al 40esimo però si sveglia anche l'Orsa con il tentativo da distanza ravvicinata che Messina riesce a deviare, Lo Presti in questo caso si divora il gol del possibile 1-3, si conclude la frazione con un calcio di punizione, Isidoro Acquaviva destro a giro che però in questo caso va troppo oltre lo specchio. Allora si conclude la prima frazione con i gol di Brancato, Bonfiglio e Trimarchi. Real Sud fino a questo momento sta letteralmente schiantando l'Orsa Promosport. Il secondo tempo si apre ancora con la formazione di Mister Peditto che può cercare l'azione offensiva e trova il 4-0, batti e ribatti, alla fine mette tutti d'accordo ancora una volta Trimarchi, doppietta per lui, cala il poker. La formazione padrone di casa non ci capisce più nulla, l'Orsa Promosport prova ad approfittarne Romeo che riconquista la sfera sulla tre quarti, fa partire questo destro e colpisce il palo esterno al 56esimo. Ancora Bonfiglio recupera il pallone sulla destra, decide di allargarsi, poi vede l'inserimento di Marco Scivolone, lo serve addirittura con l'esterno, attenzione a Scivolone davanti a D'Amico, lob delizioso, arriva il 5-0 del Real Sud, pokerissimo per la formazione di Mister Peditto, oggi sicuramente scatenata. Ha perso la testa, l'abbiamo detto, l'Orsa Promosport, e qui Rotella decide addirittura di abbandonare l'impianto di gioco. Attacca ancora il Real Sud al 60esimo con Bonfiglio che allarga per Isidoro Acquaviva, prova il tocco con l'esterno, stavolta D'Amico in uscita, gli dice di no, ma 2 minuti dopo c'è un calcio di punizione. Sul punto di battuta si presenta Marco Scivolone, il pallone passa e arriva questo gran gol del Real Sud, doppietta dopo Trimarchi anche per Scivolone. Siamo sul 6-0 al Garden di Mili, non c'è partita tra Real Sud e Orsa Promosport. È scatenato Scivolone che qui riesce a dribblare il primo avversario, salta anche il secondo, ancora Scivolone, stavolta D'Amico riesce a metterci una pezza allontanando in calcio d'angolo. Si susseguono gli errori in fase di impostazione dell'Orsa Promosport. Allora Isidoro Acquaviva riceve il pallone al limite, salta in diretta avversario, Acquaviva per il piattone ed è 7-0 Real Sud. Anche il capitano a timbrare il cartellino quest'oggi. Iniziano i cambi per Mister Peditto, esce Trimarchi, entra D'Angelo al 75esimo, esce Romeo, dentro Tringali. 3 minuti dopo siamo al 78esimo, Marco Scivolone qui inventa per Bonfiglio, il pallone sul secondo palo, il colpo di testa che sfiora l'incrocio dei pali. All'80esimo esce lo stesso Bonfiglio, entra De Luca, ma di lì a poco arriva il triplice fischio a Garden di Mili, si infuoca la corsa playoff del Real Sud che lancia un segnale netto al girone. 7-0 sull'Orsa Promosport. Vi lasciamo ai festeggiamenti della formazione di Mister Peditto e come sempre vi rimandiamo alla prossima. In testa vincono le inseguitrici, ovvero Duilio 81 e Promende, ma soprattutto c'è la conferma della Nuova Azzurra, che vince a sua volta in casa 3-1 contro la Juvelinia. Guardiamo il servizio. La Nuova Azzurra vola grazie alla premiata ditta Giuseppe Marcini, Gabriele Piccolo, e con il 3-1 rifilato alla Juvenilia si conferma in testa alla classifica del girone D di prima categoria con 47 punti. Un successo importantissimo per la formazione allenata da Giuseppe Salvo che si dimostra squadra imbattibile al Felice Naselli di Fondaco Nuovo. Una gara che si apre comunque con la compagine di Messina che ci prova dopo 3 minuti quando Elio D'Amore riceve palla al limite dell'area, carica il sinistro, il portiere Soldino è attento e blocca in tuffo. La risposta della Nuova Azzurra al minuto 8 con un Cucè che potrebbe sbloccare la contesa, ma il suo destro ravvicinato trova l'ottima risposta del portiere Andrea D'Amore. Vantaggio però rimandato solo di pochi minuti perché al 15esimo Guglielmo Torre lavora un ottimo pallone dal fondo e lo mette al centro per Gabriele Piccolo che col destro non perdona l'estremo della Juvenilia, facendo così Nuova Azzurra 1, Juvenilia 0 e gol numero 17 in campionato per Gabriele Piccolo. Nonostante il gol subito, la Juvenilia potrebbe subito pervenire al pareggio
pareggio al minuto 18 quando la punizione di Manfrè trova il colpo di testa di Gravina. Solo il palo però gli nega la gioia del pareggio. Così dal possibile 1-1 al 21esimo arriva invece il raddoppio della Nuova Azzurra, firmato da Giuseppe Marcini, che ricevuta palla da Gabriele Piccolo entra in aria, supera un avversario e con un perfetto lob scavalca il portiere Andrea D'Amore, facendo così Nuova Azzurra 2, Juvenile 0 e gol numero 14 in campionato per il capitano della Nuova Azzurra. Prima del duplice fischio c'è ancora un'altra occasione per la Nuova Azzurra con Cucè che apparecchia per Piccolo, il destro di quest'ultimo sfiora il palo alla sinistra del portiere Andrea D'Amore. Con le nostre immagini siamo già nella ripresa al 53esimo, angolo di Cucè e colpo di testa da parte di Marcini che trova la parata in tuffo del portiere. Passano 5 minuti ed è la Juvenile a cercare la via del gol con il portiere Soldino che liscia nell'uscita e allora salva tutto Caitaz che manda il pallone lontano, ma al 67esimo la Juvenile accorcia le distanze per il calcio di rigore concesso dal signor Litrico di Catania per il fallo di mano in aria di Agri sul tentativo di Siano. Sul dischetto si presenta lo stesso numero 9 della Juvenile che batte il portiere Soldino, facendo così Nuova Azzurra 2, Juvenile 1 e secondo centro in campionato per il capitano della Juvenile. Nonostante il gol subito però la Nuova Azzurra prova nuovamente a rimettere le cose a posto e ha due occasioni importanti per andare sul 3-1 al 73esimo con Marcini che è servito in aria da Agrico, stringe D'Amore agli straordinari e poi all'81esimo quando Furnari dal fondo mette in mezzo per Piccolo che trova la deviazione del portiere Andrea D'Amore. Gli sforzi dei barcellonesi vengono comunque premiati all'83esimo quando il fischietto catanese concede loro il calcio di rigore per l'atterramento in aria di Piccolo da parte di Petralito. Dagli 11 metri si presenta lo specialista Giuseppe Marcini che supera il portiere fissando il punteggio sul definitivo 3-1 per la Nuova Azzurra. Doppietta personale per Giuseppe Marcini, gol numero 15 in campionato. Poi non succede più nulla, finisce dunque così con questo successo il 15esimo in campionato, il nono casalingo. La Nuova Azzurra si conferma in testa alla classifica con 47 punti, mentre la Juvenile rimane a quota 17 in quart'ultima posizione. Un girone D interessantissimo, Tuirio 81 e Promende a soli 4 punti dal vertice, dove troviamo in questo momento comunque una Nuova Azzurra che ha dimostrato di avere carattere e sicuramente una squadra da vertice. Adesso parliamo del girone E. Questi risultati: Aci Bonaccorsi batte Pedara Calcio 5-0, Calcio Belpasso batte Zafferana 5-0, Atletico Mascalucia 1, Giardini Naxos 0, RSC Riposto 5, Città di Catania 1, Mascalucia batte Riposto Calcio 2-0, Militello Val di Catania Belpasso FC 1-1, Leo Soccer batte Castel di Judica 2-1. Classifica completamente rivoluzionata nel girone di prima categoria. Adesso in testa abbiamo il Calcio Belpasso, al primo posto con 50 punti, 49 Belpasso FC, 44 Aci Bonaccorsi, 43 RSC Riposto, 42 Militello Val di Catania, 33 Riposto Calcio, 28 Giardini Naxos, 22 Città di Catania, 19 Mascalucia, 17 Castel di Judica, 16 Atletico Mascalucia, 13 punti per Zafferana, 12 Pedara Calcio, 8 punti Leo Soccer. Il pareggio tra Militello Val di Catania e Belpasso FC ha permesso all'altra squadra di Belpasso di festeggiare il primo posto in questo girone E del campionato di prima categoria. Adesso ci guardiamo il servizio invece della vittoria fuori casa dell'RSC Riposto nei confronti della Città di Catania per 5-1. Riparte la prima categoria nel weekend a cavallo di febbraio e marzo. Per il girone E riparte da Catania la RSC Riposto. È l'inizio del rush finale del torneo. 7ª giornata di ritorno, 7 giornate al termine, 20ª complessiva. Sul sintetico del campo Seminara, quartiere Barriera, Città di Catania e Russo Sebastiano. Padroni di casa per ripararsi in quota salvezza, ripostesi per continuare a inseguire posizione su posizione d'alta classifica, mentre la vetta è distante 8 punti alla vigilia di questa giornata. 0 gol presi in 270 minuti, ma anche solo 3 reti realizzate in 4 partite, nonché 2-0 pari interni in scontri diretti che hanno frenato la corsa dopo 5 successi di fila
fila, 3 dicembre inizio gennaio. Sin qui i numeri, adesso il campo. Non c'è Dumitrascu squalificato, spazio al ritorno di Varrica in avanti. In difesa torna Vecchio, Davide Messina parte dalla panchina dove si rivedono Caltapiano e Salvò Pappalardo. Triolo. Il pallone è troppo lungo, ma c'è Varrica a suo supporto. Varrica che prova a liberarsi di un avversario, il traversone da parte di Varrica, il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta e finisce sul fondo. Calcio d'angolo Città di Catania battuto, sempre con traiettoria a rientrare. C'è un colpo di testa abbastanza pericoloso ed il pallone che è finito sul fondo. Pericolo firmato dal Città di Catania, Gregorio in particolare. Vecchio sale adesso sulla corsia mancina, il vero da parte di Sciuto, il pallone per Rasà, si libera di Gregorio, Rasà si accentra, la conclusione con il destro, grandissimo intervento di Crisafulli. Attenzione perché c'è Pappalardo, non passa al limite, poi c'è la conclusione con il destro effettuata da Miraglia. Pallone che sibila il palo e si perde sul fondo. 14 minuti trascorsi dall'inizio del confronto, ancora 0-0 il punteggio, una partita bella, abbastanza vibrante. Attenzione adesso a questo alleggerimento con D'Angelo che va alla protezione del pallone, esce Cisterna, attenzione alla conclusione, il pallone che si perde sul fondo. Giustolisi, occasionissima la conclusione con il mancino. Sciuto. Terzo corner della partita, quarto, il colpo di testa, la girata sul corner di Sciuto da parte di Rasà ed il pallone che finisce fuori di poco. Consoli proprio lui alla rimessa in gioco, rincorre Davide Nicotra ad avedersela con Pappalardo che riesce a mettere in mezzo e questa è un'opportunità importante per il Città di Catania, un'opportunità firmata Giustolisi e fallita sotto porta. Messina, Varrica, attenzione il corridoio aperto verso Sciuto che la mette in mezzo, capisce tutto Crisafulli. C'è cambio nella RSC, va dentro Davide Messina, lascia D'Angelo un po' zoppicante, probabilmente qualche problema da accertare le condizioni del capitano D'Angelo. Parisi, vicino a lui Varrica. Varrica che la mette in mezzo e la palla in rete, il gol della RSC. Giuseppe Sciuto al 22esimo nel corso del primo tempo, la sblocca l'RSC, il cross da destra, il pallone toccato da Sciuto che ha forzato il blocco su Crisafulli che era riuscito ad intercettare il pallone e poi dentro 1-0, partita sbloccata. Nicotra riesce a scucchiaiare il pallone delle parti di Davide Messina, poi Antonio Messina in profondità verso Varrica, l'uscita di Crisafulli. Nicotra a lanciare la salare di rigore, non gli riesce il tap-in, opportunità per arrotondare il vantaggio da parte della RSC. Corner di Sciuto, mischia in aria di rigore, c'è una cintura probabilmente ai danni di Nicotra. Si prosegue, dice l'arbitro. Riparte Catania, poi Varrica. Sciuto, sale Catania, l'anticipo da parte di Arena che è rientrato proprio per tempo per appunto andare a marcare l'avversario che era Catania. Ma adesso attenzione, c'è Varrica che la mette in mezzo, Sciuto la sfiora, Rasà e la rete! Il raddoppio di Peppe Rasà al 35esimo del primo tempo. L'interno destro, l'incrocio dei pali, il 7 centrato ed è il gol del 2-0. Ricostruiamo l'azione, c'è stato un cross da parte di Varrica, il pallone accarezzato con le spalle, forse con la Luca, da Sciuto dall'altra parte la corrente. Peppe Rasà che ha fatto 2-0. Miraglia parte con il destro, la battuta, il colpo di testa del pallone che finisce fuori. Gregorio Di Sano riesce ad accarezzare il pallone con la suola della scarpa, se la trascina col destro, mette in movimento Giustolisi che può provare il traversone, non c'è spazio, allora Giustolisi se ne va sullo stretto, quasi sulle linee di fondo. Nicotra mentre allontana, viene colpito e ci sono delle proteste adesso del Città di Catania. Pappalardo murato dalla RSC, Nicotra di testa, prova a far ripartire Maurizio Catania, la finta di Catania, riesce a liberarsi di Miraglia, si apre il gioco
e va a destra dove c'è Varrica che scatta in posizione regolare. Varrica, la conclusione. Si riparte da questo calcio d'angolo, il settimo della partita, lo va a battere Sciuto, traiettoria a rientrare con il destro, ci prova in rasoterra e arriva la conclusione da parte di Varrica che fa 3-0. Una saetta sotto la traversa, una bordata, l'assist di Sciuto dal calcio d'angolo, rasoterra, da dietro, dalle retrovie. Sbuca Cristian Varrica che fa 3-0 al primo minuto del secondo tempo. Va a raccogliere i meritati applausi di pubblico, squadra, e adesso va a dirigersi proprio verso la panchina. Parisi. Sinistra Nicotra, Davide Messina, spiaggia sul binario mancino, Rasà. Intercetta il pallone, parte il traversone, Varrica! E siamo a 4. Cross di Rasà dall'altra parte dell'area di rigore, il tocco di Varrica di prima intenzione in corsa, e per lui è la doppietta, è il gol ritrovato a qualche settimana di distanza, il gol del 4-0. Miraglia prova la conclusione dal limite, Cisterna apre il guanto e devia con la palmo della mano in calcio d'angolo. Formazione di casa in maglia blu che tenta quest'attacco, quest'affondo con Cannarozzo che va a guadagnare un calcio di rigore. C'è Cannarozzo che va alla rincorsa lunga, calcerà con il sinistro Cannarozzo e la mette dentro. Accorce il Città di Catania al minuto 12 della ripresa, risultato su calcio di rigore Cannarozzo, Città di Catania 1, RSC 4. Lascerà il campo Sciuto, autore del gol col quale la RSC è riuscita a sbloccare il risultato. Dentro Pietro Pappalardo, maglia numero 13. Pappalardo, poi Triolo, Barca, Vecchio, Catania riesce ad aggirare Corvo, poi Varrica, ancora Catania, occasionissima per il pokerissimo. Minuto 32, sostituzione Varrica, standing ovation per lui, doppietta, sale a quota 13 gol personali in stagione dentro cartellone. Triolo, verticale, il pallone per Rasà, prova a duettare con Catania. Catania, cartellone, 5-1, quinto gol di Cartellone, con un diagonale ha colpito sotto misura, ha messo il pallone in rete al 36esimo. Città di Catania 1, RSC 5, segna anche Cartellone, da poco in campo. Finisce qui, Città di Catania 1, RSC 5, RSC che sale a quota 43 punti in classifica. Domenica a riposto, avversario da affrontare il Giardini Naxos. Tutto ancora aperto dunque nel girone E con il Belpasso Calcio e l'FC Calcio e con l'ACI Bonaccorsi terzo incomodo. Parliamo adesso del girone F. Città di Canicattini batte Santa Lucia 2-1, Mazzarone Calcio batte Pro Ragusa 4-0, Pachino batte Città di Francofonte 2-1, Rinascita Netina batte Portopalo 1-0, Perscicli 3, Vizzini 0. Hanno riposato l'Atletico Santa Croce e il Città di Chiaramonte. In classifica continua la marcia trionfale del Mazzarone, al primo posto con 52 punti, 10 punti di distacco nei confronti del Perscicli, al secondo posto con 42 punti. Città di Chiaramonte 30, Città di Francofonte 27, Pachino 23, Città di Canicattini 20, Vizzini 19, Santa Lucia 16, Atletico Santa Croce 15, Pro Ragusa e Portopalo 14, Rinascita Netina 13. C'è veramente poco da dire in questo girone F, c'è invece molto da dire nel girone G. Guardiamo i risultati. Branciforti aggira 2-2, Villarosa Atletico Favara 1-1, Atletico Gorgonia batte Sant'Anna Enna 6-1, Barrese Nicosia 2-1, Città di Caltanissetta Master Pro Calcio 3-2,
Libertas 2010 batte Ravanusa 3-1, Raffadali batte Gemini 3-0. 4 punti di distacco tra Atletico Favara e Atletico Gorgonia. Guardiamo la classifica. Atletico Gorgonia 50, Atletico Favara 46, Raffadali 43, Master Pro Calcio e Gemini 34, Villa Rosa 27, Branciforte e Nicosia 22, Agira 21, Ravanusa 17, Barrese 15, Libertas 2010 14, Sant'Anna Enna 11 punti. Sarà un testa a testa tra Atletico Gorgonia e Atletico Favara, con l'Atletico Gorgonia attualmente in testa, leggermente favorito. Abbiamo chiuso con i tabellini del campionato di prima categoria e abbiamo chiuso anche con la puntata di penalty, che ritornerà puntuale martedì prossimo in prima serata alle 21 su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre. Voglio anche ricordarvi che questa puntata potete rivederla on demand sulla pagina Facebook di Penalty. Mi congedo da voi e vi do appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci a tutti. Talento, fortuna, esperienza, impegno, costanza, coerenza. Tra genio e follia c'è poca differenza, hanno lo stesso punto di partenza. Ma se sei solo e ti perdi e non va come vorresti tu, non c'è un navigatore né un tutorial su YouTube. È bello se ti riconoscono, è bello se vai in TV, ma è meno bello quando sei tu che non ti riconosci più. Tutto è più facile visto dagli occhi degli altri, perché quando non sei tu che piangi gli occhi sono meno rossi e meno grandi. Se vinci ti vogliono bene, ti fanno la ola, ti cantano un coro. La vittoria è una cosa di squadra, ma se perdi, perdi da solo. Per ogni ballerina che ha male ai piedi e si medica, per ogni calciatore che risparmia per le scarpe nuove, ogni studente che non mangia si dimentica, un musicista che anche da stanco va in sala prove, per ogni sportivo, artista, regista, scrittore, fotografo, astronauta, cantante o disegnatore. Se c'è riuscito uno, possiamo farlo tutti. Il tuo sudore è la tua occasione, che fai, la butti. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Chi ci crede è, chi è che ha fede è chi riesce a vincere anche senza te. Nulla è impossibile se credi in quello che fai. Chi ci crede è, chi è che ha fede è chi riesce a vincere anche senza te. Qualcuno mi ha detto che sono i sogni nel cassetto che ti rendono uomo. Ora che sono cresciuto il sospetto che i sogni che avevo sono solo una parte di ciò che sono. Sono i calci che ho preso lungo il cammino, ridere in faccia al destino, incontrarla, sposarla, farci un bambino. Quello che ho dentro non è quello che dico in giro, e non c'è re che non sia stato prima un principino.